siamo nell'ufficio del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che questa mattina ha eseguito un sopralluogo in Piazza Unità, perché ne abbiamo parlato più volte anche a Ring del rifacimento della pavimentazione. Si pensa però anche al ripristino della fontana, tanto cara ai triestini, che aveva problemi di spandimenti. Mi ricordo Bernard Houet che scrivono che era il più grande architetto al mondo, abbiamo visto che disastro che ha fatto, compreso la fontana. C'è una sala sotto la fontana che arriva all'acqua del mare e ha bruciato tutti i motori, tutto per questo. Adesso sto lavorando per la fontana e ovviamente per rifare Piazza Unità d'Italia, perché avete visto come le pietre si sono sfaldate. Dario Macor, che era proprietario, è lassù che ci guarda, delle cave di Muggia, e mi disse: vedrai che queste pietre si sfalderanno. Difatti si sono sfaldate tutte. Come si può risolvere il problema fontana? Stamattina c'erano i tecnici del comune di Acegas, che tipo di lavoro si può fare? Bisogna smontare tutto, non spostarla, però è un grosso lavoro, si parla di 250-300 mila euro, però la metto dentro nella piazza. Quindi dentro nel computo, diciamo, dei lavori della piazza della ripavimentazione. Esatto. Tra l'altro questo farà parte, se non sbaglio, questo riparto di fondi che arriveranno in manovrina, come si dice così, anticipato da Sole Bertoli, da 36 milioni, in cui ci sarà dentro anche l'acqua marina, diciamo la nuova terapeutica. La nuova terapeutica, ma perché? Perché arriverà gente non solo che farà la fontana, ma che la gestirà, perché oggi, ricordatevi, è più difficile gestire che fare, capisci? Allora questi che adesso non mi viene il nome, ma che sono specialisti in piscine, vedrai che faranno un ottimo lavoro. Bene, Sindaco, so che voleva ritoccare anche il tema dell'asilo di Roiano, perché lei ha detto: sono pronto ad aprire un discorso con l'opposizione, poi però ha detto anche, come dire, pesano i tanti emendamenti fatti sul tema. Ma incredibile, perché non abbiamo aperto l'asilo di Roiano? Perché sono arrivate 120 emendamenti da parte delle opposizioni e mi servirebbe di stare in consiglio comunale 3 mesi con 120 emendamenti, perché sono in 15, se ogni volta su ogni emendamento uno parla un'ora, fai un po' di conti. E allora insieme invece dovremmo fare le cose, perché quella che abbiamo fatto a Roiano l'abbiamo fatta insieme, perché c'era anche Cosolini a suo tempo, che per i 5 anni che è stato sindaco. E allora sto dicendo: perché non lavoriamo insieme per il bene della città? Punto di domanda. Ma c'è stata questa, diciamo, possibilità di incontro che avevo auspicato? C'è stato questo contatto? Loro l'hanno chiesto, adesso li riceverò e vediamo cosa mi dicono. Così ieri il sindaco di Piazza, intervistato da Marco Stabile su diversi argomenti, da Roiano a Piazza Unità. Noi torniamo alla rassegna stampa di questo venerdì 16 maggio, richiesti altri fondi dalle opposizioni. Federica Parli dei tagli con il governo. Massolino di Patto per l'Autonomia auspica l'intervento del Presidente sugli Atenei. Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra porta in aula le istanze dell'Unione degli universitari. Andiamo alle questioni internazionali. Senza i leader, Istanbul, il vertice degli assenti. Dopo lo zar, anche Zelensky da forfait è una farsa. Oggi i negoziati, il tycoon, tutto fermo finché non vedo Putin, ha detto Donald Trump. Kiev parla di bluff, ma come si permette una persona dall'istruzione dubbia a trattarci così? È un clown, un fallito, dice senza troppo andare per il sottile il portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Questi partecipanti del summit di Istanbul, c'erano diversi emissari della delegazione russa e della delegazione ucraina, mancavano però i due presidenti. L'Europa va al contrattacco, pronte nuove sanzioni a Mosca. I leader dell'Unione Europea ne parleranno a Tirana. Il piano prevede il coordinamento con gli Stati Uniti, a essere colpiti saranno soprattutto petrolio e banche. Parigi, Berlino e Roma hanno già anticipato di voler agire insieme alla Casa Bianca. Trump ora guarda all'Iran. Siamo vicini a un accordo. Donald dall'annuncio degli Emirati sul nucleare. Teheran ha quasi accettato, ma il suo tour guarda soprattutto agli affari, può raccogliere 4.000 miliardi di dollari. Diplomazia, Giorgia Meloni sente Papa Leone, sosteniamo i suoi sforzi, con l'incontro tra la Premier e il Pontefice. Romania al ballottaggio, la sfida Simeon Dan diventa un testa a testa. Al primo turno il candidato nazionalista ha raccolto il 41%, lo sfidante è in recupero e c'è l'incognita del voto all'estero. Per quanto riguarda invece la Slovenia, Pahor è un influencer, profili social con la pubblicità per l'ex capo di Stato. Superiamo la pubblicità per andare
a altri temi politici. La consulta boccia il terzo mandato. Il Partito Democratico, partita chiusa, la Lega per nulla. I giudici dicono la legge della Campania è incostituzionale, il governatore De Luca non potrà ricandidarsi. Fedriga invece di pensare al suo futuro si concentri sui tanti problemi, in primis l'emergenza sanitaria. Dice Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico, faremo degli approfondimenti giuridici, ma per i Friuli Venezia Giulia non dovrebbe cambiare niente. Invece afferma Marco Dreosto, segretario regionale della Lega. Ok al decreto cittadinanza, la delusione degli oriundi, il diritto limitato ai figli e nipoti, tradimento e delusione. Sono i sentimenti più diffusi tra i discendenti italiani di Argentina e Brasile, dove vivono le comunità più numerose al mondo, di fronte al decreto cittadinanza approvato ieri dall'Aula di Palazzo Madama. Decreto che di fatto limita la possibilità di ricongiungersi alle proprie radici. In Argentina, dove gli iscritti agli schedari consolari sono 1,2 milioni, emerge dalle stime che vi sia un potenziale tra i 12 e i 20 milioni di discendenti interessati dalle nuove disposizioni, mentre in Brasile sono in 30 milioni ad avere origini italiane, di cui 20 milioni solo nello stato di San Paolo. Il TAR dell'Emilia-Romagna muore prima dell'udienza, niente pronuncia sul fine vita da Bologna e dal TAR dell'Emilia-Romagna. Ancora politica, Vannacci e Sardone fra i vice segretari, la Lega in regione partito più forte. I 2 eurodeputati assieme a Stefani e Durigon confermati, il responsabile in Friuli Venezia Giulia Dreosto, competenza e consenso. Qui vediamo proprio Salvini con Vannacci, ma poi ci sono anche Sardone e Vanniagava. Sardone nella foto più in alto e Vanniagava in quella delle 2 foto a destra invece più in basso. Per la segretaria all'ambiente Gava, la sottosegretaria all'ambiente Gava, il leader ha fatto bene vista la fiducia degli elettori. Prima donna in quel ruolo nel Carroccio e Cisinta evidenzia valorizzata anche la sensibilità femminile. Il commento di Carlo Bertini, il guanto di sfida lanciato da Salvini nel suo commento in questo articolo. Friuli Venezia Giulia, Will. Crescono le assunzioni in regione, ma i contratti precari sono la regola. Il report illustrato a Gorizia, a tempo indeterminato, un nuovo ingresso ogni 10, ancora pochi giovani, dice il sindacato. Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia attraverso i numeri della UIL, il segretario Zorn, gender gap in calo, ma il mercato spinge troppi ragazzi ad andare all'estero per scegliere un futuro diverso e più remunerativo. Il referendum rilanciano il lavoro, visita del segretario della CGIL Landini, l'appello sui referendum dell'8-9 giugno, basta leggi che promuovono l'insicurezza, ha detto il segretario generale della CGIL che era in visita a Udine e a Pordenone, ha parlato dunque dei referendum. La locandina di link per arrivare proprio all'appuntamento in Piazza Unità, la partenza Link Media Festival, oggi la prima giornata della rassegna è dedicata al giornalismo. Si comincia alle 17, cuore pulsante l'arena di Piazza Unità, appuntamenti anche nel Palazzo della Regione. L'arte di invecchiare secondo Beppe Severnini, rispettiamo il futuro, il rapporto tra generazioni, il nuovo libro degli opinionisti riflette sul ruolo degli anziani, facciamo spazio ai giovani rimanendo ironici e curiosi. Alcuni dei volti di chi sarà partecipe di questa edizione: Lirio Abate, giornalista autore dei Diari del Boss, Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera, Barbara Gruden, corrispondente RAI da Berlino. Andiamo alla cronaca, l'inchiesta sul delitto di Garlasco, la cugina di Chiara, ora Stasi è incastrato al setaccio, il ruolo delle gemelle K, trovata una mazzetta da muratore dragando vicino al paese della Lomellina e poi vediamo anche nella stessa pagina altri argomenti di cronaca. Ammazzata a coltellate, forse conosceva il killer, il corpo trovato dal figlio, una foto di Stefania Camboni tratta dal suo profilo Facebook. Un'altra donna è stata assassinata poco lontano, in questo caso un uomo di 54 anni si è costituito nella caserma dei carabinieri. E siamo a Roma. Faito, 25 gli indagati, la procura dispone l'incidente probatorio del disastro della funivia a Napoli. Spara alla ex e la uccide, poi si ammazza, la tragedia, omicidio-suicidio nell'entroterra di Umago. La polizia sta tentando di capire se l'uomo, 57 anni, avesse pianificato tutto. Pare
che la 47enne se ne fosse andata di casa perché non ce la faceva più a vivere con lui. Altre notizie, in questo caso di economia: Despar Nord cresce, fatturato a 672 milioni e 3 nuove aperture. Nel 2024 l'insegna dell'Abete in regione ha visto aumentare i ricavi dell'1,1%. La rete si è attestata a 126 punti vendita per 2.223 collaboratori, 229 sono i neo assunti. Abbiamo investito nel lavoro, nei negozi, nel rapporto con i produttori e con le comunità, ha detto il direttore della regione di Despar Nord Fabrizio Cicero. Qui in foto, sul Golden Power al via il confronto fra MEF e Unicredit, l'OPS su banco della banco BPM. Ancora con l'economia, Meccano Engineering punta sul metanolo e nuovi servizi. La società di progettazione navale sta applicando agli yacht gli studi sulla propulsione dual fuel. L'amministratore delegato reggente: la sostenibilità è diventata priorità, sull'idrogeno la strada è ancora lunga. L'azienda festeggia i 25 anni di attività con un open day dagli uffici triestini. Al lavoro anche su Ambria Bella, che verrà restaurata con motori ibridi. Nuove accise, la benzina cala ma il diesel sarà un po' più caro. Subito in vigore la misura, la verde a meno 1,5 centesimi al litro, gasolio su dello stesso valore. Si va verso il rinvio della sugar tax, obbligo delle trasferte tracciabili soltanto in Italia. Fra IVA e accise la tassazione porta i listini a essere tra i più alti in Europa. L'andamento dei prezzi dei carburanti con uno schema redatto dall'ANSA con il saliscendi dell'importo nel riferimento tra l'aprile del 2023 e l'aprile del 2025, dagli 1,644 fino a toccare con la verde i 2 euro, per arrivare poi agli 1,7 notificati 2 giorni fa, o quello che era il 14 di maggio per la benzina verde, che dunque poi in regione è scontata per proprio il bonus regionale. Torniamo alle notizie di Trieste, uno sguardo rapido anche per chi si fosse collegato da poco. Abbiamo già trattato gli argomenti locali nella prima parte della rassegna stampa. Diamo uno sguardo veloce ai titoli. Primo sia la variante sull'Ovovia, con in aula l'esame delle osservazioni, la seduta per il tratto che sorvolerà il Bovedo. Forzatura del regolamento, il comitato torna in piazza. Nello scontro politico che si è verificato in aula, l'assessore Babuder, tutti gli atti saranno dibattuti nel dettaglio nella sede opportuna, quella del Consiglio Comunale. Andiamo al Triskel, che arriverà a fine giugno, emissioni acustiche e regolamento, orari del Triskel, scattano i paletti, musica fino alle 22:30, venerdì e sabato fino a mezzanotte, parte la petizione con l'assessore Rossi chiamato alla mediazione. Guardie giurate sui bus, prorogati i controlli fino a fine anno. Infatti continuerà la convenzione tra Comune e Trieste Trasporti per avere gli steward a bordo delle linee degli autobus, non tutte ma diciamo in una selezione ragionata. D'estate saranno rafforzate le linee verso Barcola. Miramare diventa una spiaggia dove fare il bagno, sul sito di Ryanair invece la Capitaneria di Porto al fianco della Soprintendenza con l'accordo sulla tutela dei beni archeologici. Migranti rapiti e picchiati dai connazionali, l'operazione Dangerous Route, 9 gli arrestati nell'indagine della DDA, tutti pakistani, le vittime nascoste in 2 alloggi venivano filmate per i riscatti. Abbiamo assistito al blitz, fatti brutali e inaccettabili, dicono i residenti della zona di via Baiamonte e di via Battera. Raid dei ladri in Ponte Rosso, danni e 2.000 euro di bottino, tabacco da masticare, 3 attività chiuse per la vendita illegale. Ancora cronaca, fili di colla sulle porte di via Belpoggio, paura a San Vito per le bande dei ladri, malviventi compiono prima sopralluoghi per scegliere dove colpire, incursione a Contovello, rubati 60 euro. Ancora notizie, mix tra ingegneria, economia e filosofia. Easy Lab è un crocevia di idee e competenze curato dall'Università di Trieste. Con il mercatino dell'usato invece si impara a diventare adulti, il progetto dell'Istituto Comprensivo Svevo. E poi 2 alfieri della Repubblica triestini, Giulio e Giorgia, ricevuti da Mattarella. La consegna degli attestati avvenuta al Quirinale. L'inserto Casa e Arredamento che oggi copre alcune delle pagine del Piccolo. Andiamo poi in provincia, nei comuni della provincia di Trieste. Lo spazio Caravella riapre con i posteggi a tariffe invariate.
di Duino Orisina. Domani infatti si inaugura la stagione estiva, entro fine mese la Bow Beach con anche i prezzi ribassati. Castelreggio in arrivo un accesso al mare anche a misura delle persone diversamente abili. Il cantiere sulla provinciale 14 con la modifica della viabilità a Muggia nel tratto tra il Riospo e la Rotonda, e poi la casa delle associazioni con il sindaco di Muggia Polidori che dice i lavori riprenderanno a breve. Oltre lo spazio delle segnalazioni andiamo a quello invece dedicato alla cultura all'interno del piccolo, un confine di luce e pace nell'arte del Friuli Venezia Giulia. Visitabile da oggi il magazzino 26, la mostra Open, in cui 7 artisti regionali, friulani, giuliani e sloveni raccontano il territorio in oltre 100 opere. Lino Guanciale torna a Trieste portando sul palco Napoleone, lo porterà a teatro dopo aver lavorato a Trieste con le serie TV. Guanciale torna in questo caso, come detto, a teatro. Zio Paperone con i nipoti, qui, qua e qua, vanno alla scoperta di Gorizia. Nel prossimo numero di Topolino i personaggi Disney approdano nella città isontina, capitale della cultura. Nell'ottica di Go 2025, sotto la guida dello Zione, la comitiva perlustra la città di Gorizia, con Zio Paperone che dice: su quella colonna scorgo un'incisione, svelti all'arrampicata, con i 3 nipoti un po' affaticati, zaino in spalla, che seguono il ricco zio Paperone. La vita, il genio, l'anima, in scena l'esistenza inimitabile del Vate, Trieste alle 17 a Villa Italia. Per la lirica, la salvezza nell'amore, ecco Rigoletto al Teatro Verdi, alla regia l'ex docente del Tartini Hewitt e alla direzione musicale il maestro Oren. Parte infatti oggi con la prima al Teatro Verdi del Rigoletto. Ancora appuntamenti, Bob e Singer, i vecchietti bizzarri e avventurosi per un giovane pubblico alle 17 ad Hangar Teatri, e poi Rose, Libri, Musica, Vino, indaga altri poteri sul palco Odette Copat dalle 15.30 al Rosetto di San Giovanni. Un trestino alla Grande Guerra sulle montagne trentine alle 17 alla Biblioteca Stelio Crise. Siamo allo sport, apertura il basket, i playoff del Poz, il CT Azzurro è spettatore interessato di questa post-season e promuove anche Trieste. Lavoro incredibile di Arcieri, lo adoro, ha detto Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico dell'Ital Basket, che sarà veramente interessato a guardare i playoff scudetto tra le diverse squadre che si sono qualificate, fra cui anche Trieste, di cui Pozzecco ha origini e storia non da poco. Il Bor Radenska vede la C, siamo alla divisione regionale 1, come ultimo ostacolo c'è il sorprendente Ronchi. Ancora sport con la Futurosa Under 19, sorriso amaro, le rosanero salutano le finali con un successo sulla Geas per le femminili e le giovanili femminili della pallacanestro. Il dubbio in attacco invece siamo al calcio, siamo alla Serie C. Strizzolo è praticamente out, Vertainen non ancora al top, nel match decisivo con il Caldiero Tesser avrà poca scelta, infatti ci sarà il ballottaggio tra Vertainen e King Udo per affiancare Olivieri in attacco. I tifosi si mobilitano per la gara di domani, venduti 3.500 ticket. A Rocco ci sarà una buona cornice di pubblico e la prevendita dei biglietti è ancora aperta. All'interno di questo articolo ci sono anche tutte le i vari orari e i dettagli su come poter andare a acquistare il biglietto. Il ricordo, 3 anni fa la morte di Biasin, l'ultimo presidente alabardato con l'Unione e la città nel cuore, come scrive Ciro Esposito. Era il 16 maggio del 2022, lunedì mattina a Trieste, tardo pomeriggio a Melbourne. Il presidente della Triestina Mario Biasin era morto. La notizia inaspettata spezzò il cuore della moglie Glenda, dei figli, dei nipoti, del cugino Mauro Milanese, di Romina e anche di quelli che in questa città, un po' ostica ma sensibile, lo avevano conosciuto, travolti dalla sua straordinaria umanità. Quel giorno ha segnato un punto di non ritorno per la Triestina, perché Mario, rispondendo alle sollecitazioni del cugino Mauro Milanese e affidandogli le rediti della società, aveva non solo investito decine di milioni nel club, ma lo aveva fatto anche per la sua Trieste. Aveva dovuto lasciare la città a 5 anni, assieme alla famiglia, alla ricerca di un Eden, agli antipodi del mondo, e come diceva lui, non se l'era mai dimenticata. Quel legame indissolubile con la propria terra e con la sua gente aveva dato un'anima all'unione. Il suo primo sogno era rivedere il Rocco gremito, far indossare ai giovani triestini la maglia portata o cucita addosso ai propri padri e nonni, dare un volto
di triestinità alla squadra, e aveva anche avviato il progetto per il centro sportivo della Triestina all'ex Ferrini di Ponziana. Poi la morte a Melbourne ha interrotto tutto quel percorso che aveva intrapreso Biasin con Mauro Milanese, e da lì in poi la storia è nota, il passaggio di proprietà che ha prima visto un intermezzo con una società che si era presa a carico dell'Unione, e poi l'attuale gruppo americano che sta gestendo la squadra. Andiamo all'Americas d'Italia, l'edizione 2027 della Louis Vuitton Cup si terrà a Napoli, sarà la prima di sempre a disputarsi nel nostro paese. Qui in foto tanto Peter Burling, capitano di New Zealand, che festeggia il trionfo dell'anno scorso, nel 2024, quanto l'imbarcazione Luna Rossa impegnata nelle acque di Barcellona durante l'ultima America's Cup, qui in evidenza a centropagina. La curiosità: Redbird a rete, non per il Milan, vuole comprare 2 tornei per quanto riguarda il gruppo Redbird, che va a rete. Purtroppo per i tifosi milanisti però la rete non è quella della porta di calcio, ma quella del campo da tennis, perché proprio mentre la tifoseria rossonera ingoia l'ennesimo boccone amaro della stagione per mano del Bologna in finale di Coppa Italia, mercoledì infatti il Bologna ha sollevato la Coppa Nazionale davanti al Milan, guarda caso lo Stadio Olimpico di Roma, a pochi metri dal Foro Italico, dove sono in corso gli internazionali d'Italia. Il fondo statunitense di proprietà di Jerry Cardinale prepara un corposo investimento nel mondo della racchetta. Il fondo Redbird, che gestisce ben 12 miliardi di asset, fa parte di una cordata che con $1 miliardo sta per rilevare per tutti gli eventi tennistici del portfolio IMG, il Miami Open e il Madrid Open, i principali, ma nel pacchetto ci sarebbero anche i tornei ATP di Hong Kong e di Chengdu, bruciata la concorrenza della Feder Tennis di Angelo Binaghi, che spalleggiata dal fondo svedese EQT, intendeva elevare gli internazionali d'Italia al rango di 5° torneo del Grande Slam ATP. Un super Sinner strapazza Ruud e che gioia la Paolini, e in finale tennis internazionale d'Italia. Oggi apre la semifinale Musetti-Alcaraz, poi ci sarà Jannik Sinner contro Paul. Ieri è stata una vittoria schiacciante quella di Jannik Sinner, 6-0-6-1 contro il norvegese Casper Ruud, e quindi la semifinale che dunque vedrà partecipe proprio Jannik Sinner contro Paul. Dall'altra parte Musetti Alcaraz, il sogno è quello di una finale tutta italiana. Sempre parlando di sport, ieri è stata una mattinata di sport a Campo Cologna, vediamo di più nel servizio di Marco Stabile. Non solo sport, ma un evento di incontro e condivisione, quello che ha coinvolto 6 scuole elementari confederate alla FIDAE, la Federazione Istituti di Attività Educative, che rappresenta le scuole di ispirazione cristiana, più i ragazzini dell'Istituto Ebraico della città della Bora. I giochi sportivi delle scuole primarie paritarie FIDAE di Trieste hanno permesso a tutti i bambini, a seconda delle loro abilità, di mettersi in gioco in una mattinata dedicata a corsa sprint, mira, lancio del vortex e staffetta, il tutto ospitato nell'impianto di atletica di Campo Cologna. Vediamo ovviamente grande coinvolgimento dei ragazzi, degli insegnanti, con l'obiettivo di lanciare appunto un messaggio, cioè si può fare sport tutto assieme. Mi sembra questo anche un po' il senso. Esatto, il nostro intento era proprio quello di riunire tutte le nostre scuole in un momento di festa, in un momento di gioia, prima ancora che di competizione. Ci sono le scuole cattoliche, ma c'è anche la scuola ebraica che fa parte della nostra rete, per cui abbiamo fatto proprio una rete estesa e ampliata, e ci fa piacere proprio questo ulteriore elemento nella nostra squadra. Programma tutta la mattinata? Tutta la mattinata, dalle 9 alle 12, inizieremo fra pochissimo. Stanno facendo un riscaldamento molto gioioso, per cui vedete che è una bella giornata che ci attende. Caldi sono caldi. Forza Collegio di Messe. Sentiamo il coro. È molto bello essere qua. Andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con il ciclismo, tutti giù per terra.
Strade trappola causa pioggia, Maxi è caduta a 70 km dall'arrivo, corsa neutralizzata, vale solo lo sprint, a Napoli vince Groves. Invece il primo arrivo in salita, a Tagliacozzo il più atteso è l'eroe di casa Ciccone, il ritiro, il trevigiano Pinarello deve alzare bandiera bianca. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa di Sveglia Trieste di oggi. Tra poco saremo in compagnia di Alessandra Ricchetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. A seguire dalle 9 alle 10 sarà il nostro ospite, l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi. Ci vediamo tra poco. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, un piacere avere ospite Alessandra Ricchetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, ben ritrovata. Ben ritrovato, grazie, piacere mio. Buongiorno dunque, allora ieri c'è stata questa commissione consigliare, la sesta commissione, al centro aveva il dover licenziare per renderla più accessibile anche per il pubblico, trattare l'argomento della delibera della pianificazione urbanistica della cabinovia. Una volta che la commissione ha esaminato il testo, poi lo rimanda all'aula, così è stato, ma con un percorso travagliato. La parola l'hanno presa un po' tutti, soprattutto l'opposizione, su far valere le proprie ragioni. C'erano 3.136 osservazioni da esaminare, gli uffici le avevano raggruppate anche per tematiche affini, cioè molte comunque si sovrapponevano l'una con l'altra. Mi pare di aver capito, però adesso me lo spiegherà lei, Ricchetti, che questa schematizzazione di trattamento non c'è stata, cioè non c'è stato proprio un ordine di calendario su come trattare la non seduta. C'è stato il trattamento, questa è la parte più grave di tutto. È più grave perché bisogna chiarirlo ai telespettatori, perché sono argomenti veramente tecnici e quindi uno può sembrare di cosa si sta parlando. È una delibera, si tratta in una commissione ed è finito. No, questa è una delibera molto importante e particolare. È la delibera, che predispone l'atto che sarebbe dovuto essere l'atto iniziale, non finale. E già questo c'è un... Ecco, spieghiamo perché. Apriamo una parentesi per renderla più semplice, perché praticamente, mi dica poi se sbaglio, questo strumento va a modificare il piano regolatore e quindi a inserire nel contesto di Portovecchio, ma soprattutto del Bosco Bovedo, un qualcosa che prima non c'era o che non era previsto, cioè il passaggio di un impianto a fune. Quindi, perché udite, da tanti anni si parla di Ovovia, ma l'atto basilare, quello da cui si doveva partire e quello da cui ogni amministrazione deve partire, cioè predisporre le condizioni urbanistiche della città per riconoscere che lì si andrà a fare un qualcosa che avrà degli impatti. Questo è il senso di fare una variante urbanistica. Ecco, volevo renderlo più accessibile. Sì, spero di non aver utilizzato termini difficili, mi sembra che sia abbastanza abbordabile. Già qui capirete che è come, non lo so, se mi mettessi non so, il giubbotto senza mettersi le calze, non so, per non dire... Sì, no, vabbè, ok, ho capito il problema, ma insomma che facessi all'ultimo quella cosa che chiaramente dovevo fare all'inizio. Questo atto permette di rendere in qualche maniera credibili tutti gli atti successivi o permettere l'esistenza degli atti successivi. Ora, lo dice anche il TAR, tu non puoi, dopo che hai fatto tutto un iter in cui mancava, un iter viziato perché mancava questo atto, ficcarci la pezza, e dire, vabbè che sarà mai, prima o dopo lo faccio. No, non lo puoi fare così. Lo ha detto il TAR, non lo dice Alessandra Ricchetti, cioè tranquilli, non è che faccio affermazioni, possiamo leggere, ho portato qui anche le due sentenze che definiscono, ma non ho portato l'ultima, che ribadisce che quell'atto doveva essere iniziale e che non puoi fare un progetto, impegnare dei soldi
quando non hai creato le condizioni, anche perché stai dicendo che gli atti successivi, compreso questo della variante, sono viziati perché tu imporrai che ci sia. Invece c'è un percorso che dovrebbe essere quello istituzionale in cui ci si confronta e si analizzano. La cosa che va chiarita da subito, l'atto di ieri, la commissione di ieri, non doveva analizzare solo la delibera, non doveva analizzare solo i documenti tecnici annessi, ma secondo la legge regionale deve leggere le opposizioni e le osservazioni che sono state date e ovviamente cosa hanno scritto gli uffici in merito. Allora, la cosa strana, a lunedì io non avevo ancora le opposizioni e le osservazioni dei cittadini, quindi a lunedì l'atto era ancora monco e infatti ho fatto un atto pubblico, nel senso che ho utilizzato la PEC per far capire che eravamo sul pezzo, come dice. No, ma come dire, cioè ribadiamo che c'è una legge da rispettare, era quello. Sì, era protocollata. Era ecco, protocollata, cioè non era solo una richiesta informale o ufficiale, diciamo. Cioè ufficiale in tutti i sensi, con tutti i carismi, anche con valore legale. E chi ha orecchi intenda. Fatta la PEC, ottenuti subito i documenti, ma io non so se vuoi ripetere i documenti che c'erano, erano 3.500 osservazioni e opposizioni. Attenzione, vi rendete conto la mole di documenti? Qualcuna di questi documenti aveva 30 pagine. Vorrei sfatare... Erano tutti quei plichi sui tavoli, no? Immagino, ieri. Non sono riuscita perché sono arrivati, a me nessuno ha consegnato nulla. Le osservazioni... Nessuno mi ha stampato nulla. Non so se vi rendete conto anche di guardare 3.100... 36 osservazioni. 36 più scatole, sì, ok? Sì, certo. Perché ognuna di queste ha documenti da controllare e ognuna di questi non metto in dubbio che sia utile il lavoro dei tecnici che accorpa per argomento, ma il mio dovere di consigliere è il controllo, come opposizione il controllo, uno. Seconda cosa è verificare se tutto quello che è stato scritto è stato preso in considerazione. Allora, voi dite, ed è la tesi che è stata portata in seduta consigliare, che qualcuno ha detto, ma i tecnici hanno dovuto perdere tempo a leggere 3.100 documenti. Signori, questo lo dice la legge. Negare il valore della partecipazione e delle segnalazioni, a mio avviso, è stato gravissimo. Cioè, al di là di tutto, possiamo dire a livello democratico, ma anche a livello amministrativo. Cioè, dire che una persona che si è presa, è andata lì nell'orario corretto, si è presa la briga di scrivere, si è presa la briga di perdere del suo tempo per segnalare anche di cose che non appartenevano a lei. Cioè, non è che uno lo fa per sport così, in un momento in cui l'astensionismo è notevole. Io ritengo che sia stato veramente grave quello che è stato detto. Allora, ci sono sentenze che dichiarano, e l'ultima, la sentenza del Consiglio di Stato, che devi trattare tutte le osservazioni da parte del Consiglio Comunale, le devi trattare. Non è che puoi dire ci sono i tecnici che le hanno viste, no, lo dice la sentenza di Stato. Sì. Allora, se c'è una sentenza di Stato, non è che le opposizioni si sono svegliate e vogliono fare ostruzionismo. Cioè, chiariamolo, perché potrebbe... Ieri è sembrato... Ieri è sembrato quello, no? Qualcuno ha detto, ecco, volete rallentarci. No, non si è mai visto che a fronte degli interventi di cittadini anche importanti,
perché c'è anche questa voce che gira. Beh, insomma, noi abbiamo i tecnici comunali che sono esperti, gli altri sono cittaduncoli, no? Attenzione, lì c'erano fior di esperti di ingegneri, di giuristi, di avvocati, cioè non gente così. A caso. A caso. Richetti, le interrompo solo perché abbiamo una mail e una telefonata. Do spazio alla telefonata che già ci attende da un po'. Buongiorno. Buona giornata carissimi amici, dottor Bernardo e alla bravissima consigliera Alessandra da Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno, scusatemi se cambio argomento e parlo di sicurezza e pongo un tema trito e ritrito da questa ascoltatissima rubrica televisiva e con ragione che pone il telespettatore Franco Lega da Udine Nord. Che tutte le forze dell'ordine, aggiungo io anche le guardie giurate, siano dotate di metal detector. Ma dove siamo arrivati? Leggo oggi su un quotidiano nazionale che addirittura un preside scrive alle famiglie che con l'educazione per arginare le sfide con i coltelli tra i ragazzini del dopo scuola e anche nella nostra civile Trieste, che non è, ahimè, più un'isola felice e sta cambiando volto, c'è più violenza, più criminalità, le spaccate sono ormai diventate di ogni giorno, troppe le baby gang che si affrontano a colpi di coltello e non possono essere in alcun modo derubricate a semplici scaramucce tra ragazzi, né tantomeno giustificate. Voglio chiaramente esprimere la mia condanna nei confronti di questi inaccettabili episodi che pare non siano isolati. Nel 2024 le lesioni provocate dagli under 18 con i coltelli sono aumentate il 40%. I dati sono del Ministero degli Interni. Chiudo, essendo cambiati i temi, con il metal detector si tratta di prevenire, che è meglio che curare, è essenziale. Post scriptum. No, signor Franco, non sono dottore, neppure infermiere, con il rispetto per i sanitari. Sono un umile cittadino che si occupa del sociale in memoria di mio figlio Maurizio. Certo. Grazie per la risposta, cara amica Alessandra, e buon lavoro. Grazie Claudio. Grazie Claudio, sempre con grande piacere ascolto. Se vuole rispondergli così. Sì, assolutamente. Poi dopo allora, torneremo su altro. io sono assolutamente così, ho una grande attenzione per la sicurezza perché ritengo che sia fondamentale per il benessere e la tranquillità di tutte le persone. Sono altresì convinta che bisogna trattarla veramente con grande attenzione. Allora, intanto mi permetto con molta delicatezza di segnalare una piccola osservazione che vorrei fare all'amico Claudio. Allora, è giusto parlare di dotazioni delle forze dell'ordine, ma non mettiamo sullo stesso piano le guardie giurate con la polizia e le forze dell'ordine. Mi permetto di fare con delicatezza questo distinguo perché troppe volte viene messo allo stesso livello il lavoro delle guardie giurate che non sto dicendo che sia importante, ma sono dei ruoli ben diversi e lo dice la nostra Costituzione ed è questo che vorrei ricordare. E perché la Costituzione si smuove per definire le forze dell'ordine? Perché la sicurezza, come capirete, è un tema delicatissimo, importantissimo e riguarda il quotidiano di tutti. Riguarda chi ha in qualche maniera la capacità, la formazione, il controllo da parte dello Stato per mettere in sicurezza tutti i cittadini. Quindi non me ne vogliano le guardie giurate, ma stiamo parlando di cose diverse, ok?
Io su questo tema mi sto incontrando anche in queste settimane con i sindacati di polizia, perché volevo, come sapete, ho fatto anche degli eventi sul tema sicurezza urbana. È un tema che mi sta a cuore e, come il signor Claudio, ritengo che bisogna partire dalla prevenzione, se no non ne veniamo fuori, non ne veniamo fuori. La prevenzione è sicuramente evitare che nelle scuole entrino, io direi anche i telefonini, ma questo è un altro discorso. Io direi anche i telefonini, perché se vogliamo garantire un'educazione ai nostri figli nel tempo della scuola, il telefonino dovrebbe essere contenuto, se non vietato. So che non parlo di cose che piaceranno a tutti. Però c'è anche un tema dell'educazione che vorrei si trattasse, cioè che dopo il 2020 ci sia stato un boom, un contraccolpo di disagio giovanile. Questo non lo dice Alessandra Richetti, lo dicono le statistiche. Come ha portato il signor Claudio, porto anch'io. Subito dopo c'è stato il 200%, 200% è un numero folle di richieste di aiuto psicologico, sì. Di utilizzo di terapia di antidepressivi. Cioè, cerchiamo di capire cosa ha significato per tutti noi, ma anche per ragazzi in età di sviluppo che avrebbero avuto il bisogno di sentire il contatto, di abbracciarsi, di stare con i propri... Vero. Quindi no, abbiamo affrontato il problema? No, non l'abbiamo affrontato. Abbiamo concesso un bonus psicologo per un anno, mi sembra, o forse un anno e mezzo, non lo so, e adesso a me non risulta ci sia più. Stiamo affrontando il problema, dobbiamo trovare soluzioni, e ci sono, ovviamente. Certo. Costano fatica, costano il essere presenti sul territorio e capire che 20, 30 ragazzi, 50 ragazzi sono un problema. Allora, lì io vi do un messaggio, che è l'ultimo messaggio che mi ha dato un agente con cui ho parlato, di polizia, e mi ha detto: incominciamo a dire alle persone che sono utili, è utile la loro presenza, ma non per le ronde, è utile la presenza perché se vedi 30 ragazzi minorenni da soli per strada, e sto citando l'episodio dei 30-50 ragazzi che hanno preso e rapinato due coetanei. Se vedi 30 ragazzi in orario serale o in orario anche fuori orario normale, anche la mattina dovrebbero essere a scuola, non sono a scuola, il tuo compito è prendere il telefono e avvisare in tranquillità, in serenità, senza allarmare nessuno, ma dicendo: ci sono 30-50 ragazzi che, vi avviso, sono minorenni insieme, ma senza nessun tipo di, come dire, criminalizzazione, di accusa, sì. ma semplicemente per essere gli occhi di una situazione che chiaramente va tenuta sotto controllo. Tenuta sotto controllo, ma ripeto, senza nessuna ansia. Non è che i ragazzi sono la colpa di tutto, e questo deve passare, ma deve anche passare che 30-50 ragazzi in orari serali minorenni non è normale, e quindi la polizia, essere informata, semplicemente va a tenere l'occhio. Certo. E questo fa prevenzione rispetto poi agli episodi di violenza sui due ragazzi, no? Le leggo una mail, Sì. Poi abbiamo un'altra telefonata. Gulotta, buongiorno. Quando nel servizio sul comitato anti-cabinovia viene detto gruppo di cittadini protestano sotto il comune contro la cabinovia, sarebbe bene dire 48 persone si sono riunite, eccetera, eccetera, se no passa il messaggio che i triestini non vogliono l'opera.
questo era inserito nel servizio che abbiamo visto prima. Diciamo, la dicitura è stata quella che un gruppo è salito in consiglio comunale, mi pare erano una decina nel pubblico, perché quello è per la capienza dell'aula comunale. Limite massimo. E poi, se fa attenzione, ho detto un gruppo più numeroso era in Piazza Unità a sventolare le mutande con lo striscione. Le rispondo con una battuta, ma veramente distesa. Mi hanno insegnato che 2 è una coppia, da 3 in poi è un gruppo, quindi poi sì, il gruppo più numeroso rispetto ai 10 che erano in aula. Se poi erano in piazza 40, 50, sì, non credo che fossero più di una cinquantina. Io vorrei... A voi diciamo il giudizio di quanti hanno partecipato, ecco, poi il gruppo è neutro, non è che ho detto a folla oppure uno sparuto, un gruppo insomma. Io però invece vorrei sottolineare che, diciamoci, alle ore 9 di mattina, sì, in un giorno lavorativo, ok? C'erano 50 cittadini. Sì, non so quanti, ha detto saranno stati una cinquantina. 56 sì. cittadini e sopra, io non ho visto, ero alle prese, e 10 in su. Fra l'altro rappresentanti di un gruppo nutrito, perché ricordiamoci anche tutte le firme che hanno raccolto, cioè non è che si stia parlando di bruscolini, di persone che si sono alzate anche lì, sono andate ai banchetti, hanno fatto la fila, quindi perdendo del loro tempo per dare il proprio nominativo e sottoscrivere per la richiesta del referendum. Erano 12.000 firme, se ben ricordo, se non faccio errori di calcolo. Quindi proprio non un'inezia. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono prego. Oscar, buongiorno dottor Gulotta. Buongiorno. Buongiorno consigliere Ricchetti. Buongiorno. Prego. Niente, sull'ultima il mail che ha letto, insomma il telespettatore fa demagogia, perché insomma praticamente 50 persone, 30 persone alle 9 del mattino in orario lavorativo, gente durante la settimana che va a lavorare e non si ricorda dei 3-4 mila che sono stati il corteo per quanto riguarda appunto la cabinovia. Vabbè. Non volevo entrare in polemica, ci mancherebbe. No, ma ci manca. Non è una polemica. Io lo dico in risposta a chi ha scritto la mail. No, è una constatazione delle cose come si sono svolte nell'arco del tempo, almeno questo ultimo anno, diciamo così. Ma quello che volevo chiedere invece all'assessore Ricchetti era quello che, la consigliera Ricchetti, scusi, era il fatto che appunto ieri si sono visti, Tele4 ha fatto vedere degli stralci insomma, di quello che è successo dentro nell'aula del comune. Sì. Allora mi chiedo, se il comune ha agito come ha agito, io non conosco i tecnicismi che poi ha portato il comune a prendere quella decisione che ha preso. Se voi, che siete alla posizione, ritenete che hanno commesso un illecito, perché se io vengo fermato dai vigili urbani per strada, dalla polizia dei carabinieri, io ho commesso un'infrazione, me la contestano, e hanno ragione, e devo pagare, devo stare zitto e prendermi la mia contravvenzione, punto. Se ritenete appunto che all'interno del comune il comportamento della maggioranza sia stato lesivo e fuori legge, penso che dovreste agire di conseguenza, cioè portare avanti il discorso che c'è un sopruso, altrimenti gridare hanno fatto così, hanno fatto così, ma però senza poi mai a concretizzare il fatto che si sono comportati in questo modo, avranno avuto le ragioni, penso io, perché altrimenti un organo del genere non si comporterebbe, non prenderebbe delle decisioni fuori legge. Cosa ne dice consigliere? La ringrazio della risposta e le auguro buona giornata. Grazie Oscar. Credo che le fornisca spunto, un assist. Mamma mia, un assist di quelle che... Sottoporta, come si dice. Ringrazio il signor Oscar perché chi mi conosce sa che io non amo gridare. Se è possibile non amo rigridare perché io ritengo che istituzionalmente il nostro compito è quello di portare e di fare tutte le azioni che sono in nostro potere. Quello che, come ha detto il signor Oscar, sembrerebbe quasi che abbiano fatto una cosa lecita, perché se la fanno è questo il messaggio che passa. Allora, innanzitutto, io ero iscritta vi ho dato già la comunicazione che non sono state trattate come da legge
le osservazioni. Questo è il primo. Su quello poi volevo fare una domanda, ma la tengo per dopo. Prego, prego. Sì, io ero iscritta a parlare perché da subito avevo detto, da legge dobbiamo trattare tutte le osservazioni, ma io vorrei che ci concentrassimo sui documenti. Ok? E quindi ho detto, prima parliamo dei documenti che anche quello hanno un peso e poi le osservazioni. Ero iscritta a parlare e c'è stato questo blitz del centrodestra per chiudere. Si sono votati, hanno la maggioranza e hanno chiuso tutto. Ma io in quel momento ho chiesto la parola, ho ribadito che avevo chiesto la parola, ma il Presidente si è affrettato a chiudere. Allora adesso vengo a rispondere direttamente al signor Oscar. A parte che capirete anche voi che in quei momenti così sì, non sei proprio molto serena. Diventa tutto concitato. Sì. Diventa tutto concitato. Io avevo e ce l'ho qui, perché mi piace andare avanti per vie istituzionali e legali, e qui ho la richiesta che ho depositato comunque di sospensione dell'iter perché il TAR lo richiede, non lo richiede l'Alessandra Richetti. Ci sono anche le 2 sentenze del TAR, una e 2, e tutta la spiegazione del perché queste sentenze, cioè perché non si poteva andare avanti, perché non si può andare avanti, ed è stata firmata, anche per televisione si vedono le firme, ed è stata firmata da tutte le opposizioni. Mi hanno bloccato? No, signori. Esiste uno strumento che è uno strumento che ti permette un protocollo immediato, e l'ho depositata in Consiglio Comunale a tutti gli attori, perché qui c'è una responsabilità che è del sindaco, dell'assessore, della segreteria, del direttore dei servizi, del presidente della commissione, ma soprattutto di tutti i consiglieri comunali che lunedì andranno a votare. E quindi renderli informati è un atto legale, signori. Lo sapevano? Probabilmente sì. La prenderanno in considerazione? Non è che in questo momento sia, come dire, la cosa più essenziale. Io vorrei ribadire alla gente che gli atti legali partono anche da queste cose qui. Quando mi hanno tappato la bocca mi sono detta, caspita, c'erano tante cose che volevo dire, tante cose importanti. Allora, cosa ho fatto? Oltre questo che avevamo concordato con le opposizioni, che avremmo fatto come atto dovuto, legale e proprio come segno di un qualcosa che va al di là di quello che faremo in aula. Poi ci sarà una parte istituzionale anche in aula, no? C'è stata una mia memoria. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho consegnato tutte le cose che legalmente io ritenevo era importante dire e ricordare e ribadire, citando anche quelle che sono le sentenze che prima vi ho detto, citando le leggi, ricordando che e portando degli esempi concreti su degli interventi, delle osservazioni che non sono state trattate in aula, come richiede la legge, e che quindi ho comunque sottoposto al Presidente della Commissione, che potrebbe anche valutare di riaprire, al di là che sia stato votato o meno, perché la situazione non è proprio che possiamo scherzarsi sopra. Quello che sta succedendo è una cosa molto grave e che sta implicando determinate, che entrino in azione altri soggetti. Per una questione di responsabilità l'ho mandata per conoscenza non solo al sindaco, questa volta al presidente della commissione e al dirigente.
l'ho mandata anche al prefetto, perché il prefetto è comunque il garante dei nostri diritti di consiglieri, ok? Allora, io ritengo di aver fatto in questa fase tutto quello che potevo fare dal punto di vista anche legale, istituzionale, politico, per segnare i paletti. Ecco. Poi vedremo come si andrà avanti. Noi dobbiamo intanto fermarci per la pubblicità, ma torneremo tra poco in vostra compagnia. Siamo in diretta con Sveglia Trieste, 8:39 minuti di venerdì 16 maggio, in studio con noi Alessandra Ricchetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Ricchetti, le leggo un paio di mail, che ne sono arrivate numerose, tra sicurezza e cabinovia. Ci scrive Patrizia: sono completamente e assolutamente contraria agli ingressi di extracomunitari senza documenti illegali che arrivano anche attraverso la rotta balcanica nella nostra città. Quello che mi inquieta nella notizia dell'arresto dei delinquenti pakistani è che vivevano in un appartamento in via Baiamonti. Chi ha messo a disposizione l'appartamento in un condominio dove gli stessi condomini si lamentano per l'andirivieni di gente sconosciuta, e oggi sappiamo essere rapitori dei loro stessi connazionali a scopo di estorsione senza scrupoli. Il fatto che questi, senza controlli, vivevano nei nostri condomini dove ci sono anche persone fragili come anziani, bambini e ragazzine mi preoccupa e mi indigna. Vorrei sapere se questo appartamento fa parte di certe associazioni a cui vengono dati soldi pubblici nostri senza rendicontazione, come detto. Su questo scrive Patrizia. Poi altre sono sulla cabinovia, sulla sicurezza leggo: perché non vengono dotate le forze dell'ordine con fucili da caccia come quelli che si utilizzano per addormentare gli animali in Africa? Non si uccide nessuno, si addormenta, il malvivente si porta in carcere. C'è il taser, mi pare che sia uno strumento, diciamo, il taser è anche se ha i suoi pro e i suoi contro, però insomma. Sì, no, diciamo che tutti gli strumenti che vengono inseriti sono hanno sempre delle complicazioni da gestire. Allora, sono state fatte anche delle affermazioni di cui chi ha scritto si prenderà la responsabilità, perché dire che i fondi pubblici vengono utilizzati senza rendicontazione è una frase che ognuno deve pensare cosa ha scritto, perché ha delle responsabilità. E dubito che, almeno che lei non faccia riferimento a qualcosa che sa, e quindi la invito a denunciare, ma se no potrebbe rientrare veramente nella calunnia. Anche perché tutti chi opera in determinati settori è costretto e giustamente e doverosamente a rendicontare tutto per legge, quindi si sta parlando proprio di un illecito, e quindi accusare. E non è una questione, condivido che dobbiamo avere un controllo della città, ed è per questo che continuo a battermi, però il controllo deve essere effettivo. Ho sempre detto che non prendere in carico, che vuol dire riconoscere le persone, dare un luogo per ospitarle e ovviamente poter verificare tutte quelle che sono le situazioni degli stranieri che arrivano per la rotta balcanica, è un grave errore, perché chi viene lasciato al non controllo delle istituzioni è merce preziosa per le organizzazioni criminali. Cioè, diciamocelo, se tu lasci, come era a suo tempo in Porto Vecchio, le persone lì, perché dici così non vengono più, quello che ottieni è perdere completamente il controllo della sicurezza e il controllo sanitario. Due cose gravissime di cui è responsabile comunque anche il sindaco.
E quindi la cosa che io racconto e che io ritengo utile che sappiate è un qualcosa che è un dovere anche per lo Stato, riconoscere le persone che arrivano quanto prima e immediatamente, quanto è possibile, dando dotazioni anche a una questura che continua a soffrire, diciamo, di mancanza di personale, perché ci sono delle cose che si un po' alimentano, cioè abbiamo attualmente la città divisa in 3 zone, controllate dalla polizia e carabinieri. Intanto utilizziamo, come avviene per esempio nel Veneto, anche la finanza. Abbiamo tanta finanza qui perché eravamo zona di confine. Certo, doganale. Quindi questo è un suggerimento ovviamente nemmeno per il sindaco e addirittura per il prefetto, insomma, no? Perché non utilizzare anche la Guardia di Finanza, magari dividere le zone di Trieste non più in 3 zone operative ma in più zone in cui, essendoci un rinforzo anche della Guardia di Finanza, il controllo è maggiore. Una cosa sono le zone rosse di presidio in un'area specifica di Trieste e in un'altra è tenere sotto controllo la città e io sono per quello. Chiaro. Le leggo altre mail, una sul un tecnicismo, 2 domande di carattere tecnico, scrive Alessandro. 1. Cosa succederebbe se tutti i consiglieri di opposizione si dimettessero? Scenario apocalittico tipo. Allora, lo trovo comunque, come dire, aberrante, perché dobbiamo dimetterci rispetto Non credo che sia più magari una domanda su tecnico. Tipo, no, magari il messaggio provocatorio di dire noi ci dimettiamo, manca la tenuta, però in realtà dopo c'è la surroga su chi subentra, quindi non è che cambia. Infatti non cambia nulla, non cambia niente. Cioè fino a quando il sindaco è il riferimento. Le leggo la seconda domanda. Ah, scusi. 2. Se il signor sindaco dovesse dimettersi per motivi vari okay. o se venisse sfiduciato dalla sua maggioranza, subentrerebbe la vice sindaco, si tornerebbe al voto? Allora subentra la Monfalcone, no? Subentra il vice sindaco per il periodo che serve per creare le elezioni che nuovamente. È la prima finestra utile decisa, mi pare, dalla regione in virtù dell'autonomia sulla capacità di convocare le elezioni. È successo a Monfalcone quando Anna Maria Cisint da sindaco è stata eletta in Europa e quindi la reggenza è passata al vice sindaco Garritani e la regione ha individuato poi in quello che è stato pochi mesi fa il periodo elettorale la prima finestra, passatemi il termine, utile per andare a votazione. Nel frattempo il vice sindaco ha preso, diciamo, la reggenza del comune di Monfalcone e così è successo anche a Pordenone. Altra mail, senza rendicontazione lo dicono e si lamentano anche i politici in televisione, visto che li dobbiamo riconoscere, secondo lei quanto prima perché non arrivano con i documenti? Sempre. Appunto. Ecco, esatto, torniamo sul punto di prima. Confermo, chi dice queste cose che sono gravi le dimostri, perché come vedete io arrivo sempre qui con le carte per dire che non sto parlando di aria fritta e che se volete potete domandarmi e vi do tutte le documentazioni che sono pubbliche. Richetti, dunque a questo punto mi viene da capire che si andrà in consiglio comunale e quella sarà la sede, perché ecco la domanda che volevo fare prima, che si allaccia a questo che stavo dicendo, le controdeduzioni. Qual è la differenza tra andare in... Esatto, cioè... Si affrontano in commissione o si affrontano in consiglio comunale? Allora, questa era la mia curiosità. Hanno fatto anche un blitz comunicativo, secondo me, che può disorientare e grazie Bernardo perché aiuti in qualche maniera a chiarire. Vabbè, serve a me per primo, così non dico scemenze. Ma è sul piccolo di oggi, sì, no? Sì. C'è l'assessore che dice le tratteremo in consiglio. Qual è la differenza tra una commissione e il consiglio? Allora, la Commissione ha il compito di predisporre tutti i documenti e tutti gli approfondimenti che sono necessari. Il regolamento fa sì che non ci sia limite di tempo per esporre le argomentazioni, i dubbi, fare domande. Questo dice il regolamento.
In consiglio comunale io non ho lo stesso tempo, ho 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, a seconda del tipo, 2 minuti, a seconda del tipo di regole che vengono date dalla capigruppo o a seconda del tipo di regolamento che viene applicato su quella seduta. Capite che è completamente diverso se succede come è successo per Frausin, che hanno detto: signori, prendiamo tutte insieme le osservazioni. Gli emendamenti erano in quel caso? No, erano le osservazioni. Ok. E io non mi ricordo, non me ne voglia via Frausin quante erano, ma anche lì mi pare che erano 3.000 o 4.000, erano importanti anche lì. Tante, sì? Erano un 3.000, mi sembra, adesso non mi ricordo, però... Se vuole le cerco, ma sì, giusto così per curiosità. Sì, non mi ricordo oggettivamente, sono tante le informazioni che dobbiamo leggere, appunto, che... o forse 1.500. Non mi ricordo. Adesso non lo so. Lo cerchiamo. Comunque sono state raggruppate è stato deciso che, siccome non erano state accolte dagli uffici, non si prendevano in considerazione, si votava una sola volta, quindi io avevo i 5 minuti per esprimere tutto su tutti i documenti e poi avrei potuto parlarne sempre altri 5 minuti per un'altra. Cioè, capite che questo non è il modo di trattare in maniera approfondita e con il tempo che serve e di poter chiarire e di poter anche argomentare e dire: guardate, attenzione, qui c'è un avvocato che ci sta segnalando che c'è un problema. Cosa hanno risposto gli uffici? Hanno risposto i tecnici? Bene, io avrei chiesto, ha risposto gli uffici tecnici, l'ingegnere o l'architetto, chiediamo per esempio un parere all'ufficio legale. Mm-hmm. Cioè, ho sentito quella parte, sì. Intendo dire che ognuno di questi passaggi è fondamentale in commissione, perché questo garantisce e tutela la popolazione. Quello che è stato fatto ieri non garantisce e non tutela i cittadini. Telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Prego. Buongiorno a loro signori, triestini e anche i friulani. È una tirata di orecchie alla signora Righetti. Giorni fa, 15 giorni, 10 giorni, 15, ha tartassato, macellato il signor Fabio, cioè Fulvio, dicendo che se lui vuole ragione deve andare all'Europa Unita. Sì, quindi se io alla Righetti dicessi che i metal detector sono stati usati nella Risiera, sono stati usati a Roma, lei andrebbe subito, adesso uscita dalla televisione, andrebbe in questura e in prefettura a dire: qui bisogna mettere il metal detector anche in piazza. Se vale per uno, dovrebbe valere anche per l'altro. Grazie signori. Grazie. Non ho capito l'intento del telespettatore e non mi sono permessa di dire che bisogna mettere i metal detector addosso ai cittadini perché non era questo. No, credo che il riferimento fosse un altro, cioè laddove nell'ultima presenza sua in questa trasmissione una sua risposta al telespettatore che domandava di applicare la legge del territorio libero di Trieste, il trattato di pace, lei potrebbe aver risposto: è una questione che più che il Consiglio Comunale se ne deve occupare l'Unione Europea, le Nazioni Unite, i firmatari del trattato di pace, chi più ne ha più ne metta. Lui dice: secondo lo stesso criterio, allora nel momento in cui viene richiesto il metal detector per la polizia di Stato, i carabinieri come dotazione fissa, allora
sarebbe da andare in prefettura o in questura a richiedere, cioè andare direttamente alla fonte per richiedere, solo che mi pare di aver capito che non è una richiesta che lei ha fatto. Quindi, diciamo, no, infatti, per questo no. Sì, quindi, diciamo quello non c'è un burnout su sì, intenzioni vabbè, insomma, e modalità. Creatività. Va bene. Altra telefonata, buongiorno. Prego. Pronto? Chi è? Sì, buongiorno, prego. Non lo so, ho fatto forse un numero sbagliato. Vabbè, pazienza allora, dai. Ci Buongiorno. risentiamo domani, Franco. Tanto ormai oggi abbiamo già esaurito il bonus. Ok, torniamo dunque. Ecco, quindi ci si può aspettare che quindi in Consiglio Comunale saranno trattate le osservazioni e le controdeduzioni? Potrebbe anche essere semplicemente un blitz, perché di fatto così. Cioè, io concentrata sulla commissione, ammetto che non ho ancora, e anche sulle risposte, le memorie, i documenti da protocollare e così via, non ho controllato bene il calepino, ma Guarda, a me ce l'ho. risulta che... Glielo faccio vedere? Sì, boh, insomma. Eccolo qua. Cioè, abbiamo delle Consiglio Comunale delibere. del 19 maggio, corretto? A Oggi me, sono a me 16, sembrava 19. ci fosse anche la... C'è conferimento della cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, certo. aula con discussione, relatore e l'assessore De Blasio, in prosecuzione proposte di in attesa della... E vuol dire che è... E quindi in attesa dell'esito delle commissioni, quella di ieri, 15 maggio, il relatore Babuder... Confermo, era quello che sapevo io. Ok. Cioè confermo che lunedì è in calepino, quindi lunedì si tratta, a dispetto, ricordo che i documenti mi sono stati dati su mia richiesta, i documenti che devono essere trattati su mia richiesta lunedì pomeriggio. Ma mi faccia capire una cosa, rispetto all'ordine dei lavori, la precedenza sarebbe per lasciamo stare il conferimento della cittadinanza onoraria, che mi pare che sarà all'inizio, ma la precedenza ce l'avrebbe Roiano in questo caso, no? O no? Cioè, mi spieghi lei come funziona? Cioè, chi decide come? Ecco, così per entrare... Bellissima domanda, dai, che questa cosa mi piace. Nido d'infanzia di Roiano, Allora, di gestione Roiano, la vedo prima, no? Ma sì, Roiano è storica, no? Perché si inaugura, si aprono i parcheggi, ma l'asilo non si apre. Perché storicamente la maggioranza ha qualche problema. Lì avevamo consegnato un certo numero importante, oltre un centinaio ben significativo di emendamenti, ve lo riassumo, il comune prende dei soldi statali, li investe nel riqualificare un'area, nel creare un asilo nido, di cui Trieste, pur essendo una città che tutto sommato è ben fornita di asili nido, ma sono sempre pochi. Certo, per le donne che lavorano servono sempre e ci sono tante liste di attesa. Ecco, fatto tutto questo, cosa fa? Decide che è meglio, concedetemi la frase, è forzata, ma fare dare un bonus a qualche azienda che non so quale sarà, perché bisognerà fare un bando, ma di fatto verrà dato un'opera in ordine nuova ad un privato, perché questo è l'intento, e noi cerchiamo di opporci, avevamo, perché adesso anche la lista degli educatori che aspettava e a cui era stato promesso le maestre di asilo che sarebbero state assunte dal comune, la lista è scaduta, le educatrici... C'è la graduatoria? La graduatoria è scaduta, è scaduta. Nel frattempo la graduatoria è scaduta, quindi non potranno essere assunte, ma non c'è l'intento di assumerle. Perché? Perché ditemi come mai va a risparmiare il comune a spese delle famiglie, ma anche a spese dei cittadini, perché confezionare un edificio nuovo e darlo a un privato agevoli tanto il privato. È chiaro che se io devo gestire come privato una mia struttura, ho delle spese di gestione, specialmente se la struttura è vecchia. Questa è una struttura intonsa, nuova. Sì, nuova. E la motivazione sono stati i costi
Ma la seconda motivazione è, udite udite, non si trovano gli educatori. Quindi adesso abbiamo mandato via gli educatori che facevano le supplenze, non ci sono più la liste appunto del concorso precedente. Le persone verranno a questo punto probabilmente assunte con contratti chiaramente diversi, con orari completamente diversi dal privato. Ma è la gestione intera o a metà? Perché non ho, no? Allora, è un po' così, cioè alcuni posti dovrebbero essere dati con le caratteristiche e con i costi comunali. E quando sono stati fatti le valutazioni dei costi, però è stato messo dentro all'interno i 16 posti sui 32 con i costi, equiparato con i costi di un project o di una gestione in toto del comune di 32 posti. Per cui pere e mele fanno fatica. Sono 60 totali? Sì, adesso non mi ricordo. Quindi sarebbe praticamente la metà, diciamo, la metà era... Sì, mi sono persa. No, vabbè, nella insomma, divisione mi sono persa. Cioè la metà sono, diciamo, dalla graduatoria comunale, quindi io voglio iscrivere mia figlia con delle caratteristiche. Faccio la domanda comunale. Comunque non è ancora tutto definito. Sì, no, dico, faccio un esempio già portandomi in avanti. Invece l'altra metà ci si affida a... cioè devo iscrivermi rifacendo... Però la domanda è sempre pubblica. Cioè, vedremo. Poi la gestione è un altro discorso, ma la domanda è sempre quella, no? Vedremo. Vabbè, vedremo. Allora, sentiamo una telefonata, poi dovremo chiudere che sono quasi le 9. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Maria. Prego. Sì, niente, io volevo dire una mia opinione sul fatto di tutti questi scontri che fanno fra destra, sinistra, insomma. Per quanto riguarda le decisioni importanti come lo straniero non regolare, come la cabinovia, dovrebbe essere che noi cittadini, ma non solo di Trieste, di tutte le problematiche delle regioni italiane, saremo noi a decidere. Noi dobbiamo fare il referendum e dire se ci va bene o meno, perché se vi battete fra di voi la conclusione non sarà mai. Cioè è solo baruffa, perché ho visto un spezzettone lì di quello che adesso non mi ricordo chi era tirato sul cestino, non è questo il modo di comportarsi, non chi che ci rappresenta. Tutto qua. Okay. Cioè tutte le baruffe che fate fra voi, che sia la nostra giunta, che sia il nostro governo, sono cose sterili che non danno fiducia al cittadino. Okay. Noi siamo qui zitti che dobbiamo subire. Stop. Okay. Dobbiamo fare qualcos'altro di più concreto. Chiaro. Grazie signora, risposta rapida. Cerco di dare una risposta rapida. L'intervento della signora è molto puntuale e questo è il motivo per cui io provo a mantenere costantemente un atteggiamento istituzionale, perché cerco di rispondere a queste persone e tutti gli atti che faccio sono assolutamente in linea con la legge, con le regole, con tutto quello che mi è concesso di fare. Riguardo al referendum, sono sempre stata favorevole al referendum, ho certificato le firme, anzi approfitto, ci sono i referendum adesso signori, è il momento in cui il cittadino può dire la sua finalmente sul lavoro, sui licenziamenti facili, sul precariato. Sono 4 referendum che io ritengo molto importanti, 3 sul lavoro, quindi che interessano direttamente il cittadino. Se ne parla poco, andate a votare, perché dimostra, cioè io ho letto di Federica che ha detto di non andare a votare. Io lo trovo che una figura istituzionale consigli di non andare a votare sia aberrante. Grazie ad Alessandra Richetti che è stata con noi questa mattina, una buona giornata e un buon lavoro. Pubblicità, a tra poco.
Bene, ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, è sempre un piacere avere ospite l'assessore comunale Giorgio Rossi alla cultura, alla delega agli eventi. Buongiorno assessore, ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a te. Dunque, ci sono tanti argomenti che hanno a che fare con il suo assessorato, Trieste Estate, tutto il calendario degli eventi. C'è anche oggi un richiamo all'evento del Triskel di fine giugno, magari dopo lo trattiamo. Con Alessandra Ricchetti abbiamo parlato di Cabinovia, del senso anche politico che hanno il peso i partiti e i vari gruppi, anche le liste civiche. Proprio delle liste civiche volevo fare un piccolo approfondimento con lei, perché le elezioni per la carica di sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale saranno nel 2027, però ci sono già civiche che sono nate nel corso di questa consigliatura, come la civica Idea Giuliana per quanto riguarda il centrodestra, poi in Consiglio Comunale siedono nelle banche dell'opposizione le civiche di Russo, Punto Franco e quella di Adesso Trieste. Ecco, il civismo oggi secondo lei paga anche a fronte di un calo dell'affluenza alle urne? È uno strumento che può riavvicinare i cittadini al voto e alla vita politica cittadina? Beh, hai fatto una bella domanda a cui merita una risposta. Chi non va a votare? Beh, tantissimi giovani non vanno a votare, perché le persone che sono più anziane sono sempre legate al fatto di diritti e doveri, no? E quindi si sentono anche nel diritto di votare, anche nel dovere anche di dover andare a mettere il proprio voto, la propria preferenza. E tanti di questi giovani non hanno assistito al crollo della Prima Repubblica. La Prima Repubblica era fatta di quei partiti che hanno sollevato l'Italia dalle ceneri del fascismo e del nazismo. Questo qui è storia, non c'è da discutere. E questi partiti erano partiti che avevano delle ideologie, si pensa solo alla Democrazia Cristiana, al Partito Socialista, ma soprattutto al Partito Comunista, ma che avevano la consapevolezza e la responsabilità che per costruire il paese qualche volta bisogna anche rendersi conto di dover smussare qualche angolo o qualche visione, no? Tanto che c'è stato addirittura con Moro questo accordo, no? Trasversale per sollevare il paese e farlo arrivare a quello che è stato poi il boom economico e quant'altro. Poi la Prima Repubblica è crollata per vari motivi e anche giustificazioni e siamo arrivati ai partiti personali, perché oggi non abbiamo più i partiti Democrazia Cristiana, Partito Comunista, eccetera, ma ogni partito raffigura una persona che già da tanti anni non è stata avvicendata, va bene, e che alla fin fine ha avuto nel corso degli anni esperienze variegate con un'unica costante, che sono andati al potere vari partiti, no? Si pensi a Renzi, no? Che aveva il 43% e che adesso è al 4%. Si pensi a tanti altri che potevano essere anche la Lega, che aveva raggiunto dei limiti. Oggi il partito certamente della nostra Presidente Meloni è in auge, no? Però ci sono partiti sia di destra che di sinistra che, come sono arrivati al vertice, così sono crollati. Il 5 Stelle, che con Grillo ha avuto un periodo importante, tutti credevano a questi come dei veri e propri rivoluzionari, delle vere e proprie persone che non cercavano il potere, ma cercavano soprattutto di fare il bene pubblico, cosa che alla fine non si è verificata. E quindi il sistema, parliamoci chiaro, no? Ha testimoniato, a livello nazionale intendo, tutte le debolezze possibili e immaginabili. Questo non è accaduto però solo in Italia, ma anche in altri paesi. Si pensi all'uscita dell'Inghilterra dall'Europa, da tante altre cose, alla disgregazione dell'ex Jugoslavia, ma anche a questi paesi ex comunisti, ex satelliti russi, che oggi sono quelli che creano più casino in Europa, con il loro conservatorismo, con il loro nazionalismo. Quindi, come affrontare questo tema? Certo non lo puoi affrontare, sarebbe ideale, no? Che alcuni, ad esempio, presidenti di regione, qui non li nomino, no? Ma che sono veramente potenti, forti, intelligenti e bravi, Zaia su tutti, va bene, ma io ci metto pure il napoletano, come si chiama? De Luca. Simpaticissimo De Luca, no? Avessero il coraggio di dire, no? Perché non formiamo un governo, quello dei sindaci e dei governatori, e finalmente incidiamo su quelli che sono i problemi di questo Paese. E quali sono i problemi di questo Paese? Il primo su tutti, il lavoro.
Sì, è calata la disoccupazione, peccato che quelli che lavorano beccano 600-700 euro al mese, per cui non si possono sposare, nessuna banca li fa credito, non fanno mutui, non fanno figli, non fanno niente. Allora questa responsabilità è la responsabilità della politica che oggi ha mandato allo sbando il paese degli ultimi 30 anni. Come reagire? Evidentemente bisogna reagire dal basso, quindi bisogna reagire nelle città dove alla fin fine c'è maggiore attitudine da parte dei cittadini di scegliere quelli che sono gli amministratori, i componenti. E indubbiamente le scelte, così come oggi avviene, devono essere anche legate alle persone che si presentano, eccetera. Oggi leggo che il dopo di piazza, che per chi verrà sarà una tragedia, ripetere quello che ha fatto Di Piazza in 25 o 30 anni, se mettiamo a Muggia, ci sono più pretendenti a farsi candidati sindaci che cittadini, quindi è un problema. Però di fronte a questo bisogna tentare di reagire e quindi io sono assolutamente favorevole alla presenza nell'ambito cittadino di forze cosiddette civiche, di destra e di sinistra. Alcune sono già formate, a sinistra ha formato un paio di liste, e il centrodestra aveva la lista civica di Piazza. Certo. Di Piazza non avrebbe vinto le ultime elezioni, gli ultimi 3 mandati, se la sua lista, che io ho onore di presiedere, non avesse fatto 10-11 punti in percentuale. Anche perché, ricordatevi che dalle ultime 5 elezioni che abbiamo assistito, va bene, quelle in cui c'era anche Cosolini, tutti hanno vinto per 1000-2000 voti di preferenza. Si va al ballottaggio e il ballottaggio magari assesta quella che è la differenza di 10-12 punti in percentuale tra il primo e il secondo. Quindi oggi c'è una volata, un rush finale, in cui indubbiamente le liste civiche e quelli rappresentanti contano. Poi la lista civica di Piazza si sa che c'è stata una frattura, diciamo così, non una rottura, no? Di alcuni componenti che alla fin fine non erano d'accordo sulle linee e sulle scelte soprattutto del sindaco. Non è un mistero, lo sanno tutti, ma il sindaco è il sindaco, è il sindaco che decide, chi fa l'assessore, chi non fa e via di questo passo. Per cui il sorgere della lista del mio amico Carlo Grilli, va bene, credo sia un fatto positivo, perché andrà evidentemente poi a fare delle scelte di schieramento che mi sembrano comunque ormai orientate sul centrodestra e potrà apportare che cosa? No? Un chip, una percentuale per che si trovino delle persone per governare nei prossimi 5 anni, nel prossimo mandato, quando il sindaco non potrà più ripresentarsi. Quindi è inutile parlare di liste civiche, no, come di un elemento dannoso per la politica. I partiti tradizionali si assumono delle responsabilità. Oggi vediamo che i partiti tradizionali, no, indifferenti di chi comanda, mettono sul piatto la forza delle loro preferenze, ma con una certa arroganza. Allora, bisogna farli rientrare da questa arroganza, perché la democrazia non è arroganza, la democrazia è mediazione, la democrazia è avere rispetto per tutti, no? È inutile dire io sono il sindaco, il partito che governa, ma governo per tutti i cittadini, perché questo non avviene, perché oggi noi abbiamo qui una città che è divisa, che si divide ideologicamente su qualsiasi cosa, la Caminovia, l'asilo nido di Roiano, questo e quest'altro. Questi sono segnali negativi, perché noi oggi non abbiamo la consapevolezza di cosa significa far politica, che è interesse pubblico, e nell'interesse pubblico tutti vanno considerati, tutti vanno ascoltati, poi si decide, ma non con l'arroganza, con il peso di voti o di votanti che innanzitutto sono in piccola percentuale, perché metà e più metà dei cittadini non vanno a votare. Quindi chi rappresenti? Rappresenti il 10-15% dei cittadini tu che hai vinto, no? E la seconda perché si ritorni ad un sistema più equilibrato e più democratico, perché oggi noi abbiamo atteggiamenti, tutti, destra e sinistra, oligarchici. Cosa vuol dire l'oligarchia? Che comandano 4 gatti. Ma chi sono questi 4 gatti? Questi 4 gatti sono persone che hanno certamente un ruolo, una figura politica, ma lontanissima da quello che è stato il modo di fare politica dei nostri padri o dei nostri nonni che hanno ricostruito il paese, perché quelli erano i veri democratici, quelli erano i veri titani, quelli avevano una scuola politica e non avevano, diciamo, questa rappresentanza passeggera che c'è oggi. Mi sembra di essermi spiegato. Molto bene, noi dobbiamo andare in pubblicità, ritorneremo tra poco. Bene.
Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia dell'assessore Giorgio Rossi. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì. Mi scuso per l'intervento, io sono un cittadino della città che è molto interessato all'assessorato che ricopre il dottor Rossi, no? Prego. Quello del turismo, della cultura e quant'altro. E purtroppo vedo che da inizio anno sono cambiate un po' le cose, c'è stata una flessione, una riduzione degli orari d'accesso alle strutture che io ritengo essere la vetrina della nostra città, e non riesco a capire perché noi cittadini e anche i turisti si trovano in questa condizione di non poter usufruire delle strutture pubbliche, diciamo di ricezione come musei, mostre eccetera eccetera, perché Trieste da città turistica ha fatto una scelta economica di risparmio andando a tagliare indubbiamente gli orari. Questo mi chiedo io, il servizio non è più il servizio che era gli anni scorsi. Mi chiedo se Trieste è stata tanto decantata quale meta turistica in continua evoluzione con un incremento tanto importante. Come mai è stata scelta questa politica di riduzione? Noi con i bambini non riusciamo quasi più a accedere alle strutture, visti i tagli di orario. Ok. Bene. Lascio rispondere l'assessore. Mi piace questa domanda perché mi fa entrare in quello che è un campo su cui sto lavorando. L'altro anno abbiamo fatto 830.000 visitatori nei musei, record che non sarà superato neanche nei prossimi 50 anni, anche grazie alle mostre che abbiamo portato. Van Gogh. Oggi, anzi nel 2025, i musei sono sottoposti a una serie di interventi di ristrutturazione, per cui certamente ci sarà una piccola flessione, soprattutto a Re Voltella e anche ad Enriquez, eccetera, però resta inteso che il problema della chiusura alle ore 16 è un problema dettato dalle disponibilità finanziarie del mio assessorato, che sono limitate perché noi abbiamo avuto dei costi per la sorveglianza nei musei superiori ai precedenti, perché abbiamo cambiato diciamo, la ditta che ci faceva, e soprattutto abbiamo elevato il livello qualitativo delle persone che lavorano nei musei. Questa è una scelta che abbiamo dovuto fare, no? E quindi di fronte a 1,5 milioni di turisti che abbiamo avuto nel 2024, io, ho dovuto da un lato accettare una operazione che mi è stata purtroppo necessaria di ridurre una parte dei musei come orario di chiusura alle ore 16, mentre altri musei, San Giusto, Re Voltella e un paio d'altri, hanno un orario che finisce alle ore 19. Adesso ho dato mandato l'altra settimana di spostare dalle 16 alle 18, proprio perché il nostro spettatore ha assolutamente ragione. Noi non possiamo alle 4 chiudere i turisti, la gente alle 4 appena esce dall'albergo perché magari fa caldo per andare a farci una passeggiata. Quindi adesso noi li riapriremo, no? Ma l'assessore al bilancio, il mio amico Everest, va bene, sa benissimo che bisogna in qualche modo, no, sopperire con una cifra modestissima sul corrente per compensare questo aumento di orari. Ma lo faremo perché l'amministrazione deve capire che oggi il turismo e l'assessorato alla cultura portano economia alla città. Oggi noi abbiamo un indotto e non ce l'ha nessuno. Qualcuno mi venga a dire qual altro assessorato porta l'indotto che portiamo noi. Certamente quello del commercio porterà qualcosa. Altri assessorati sono assessorati più asettici, no? Perché non è che l'economia della città non la porta nessuno. Però 1,5 milioni di visitatori a fronte del fatto di che cosa? Che nel primo quadrimestre, signori miei, del 2025 il numero dei pernottamenti, quindi dei turisti, è aumentato del 17,5%. Non è uno scherzo. Sapete perché non è uno scherzo? Perché il sindaco lo sa benissimo, no? Oggi siamo al super top, ma bisogna a un certo punto confrontare quelli che sono gli effetti di un turismo in crescita con le esigenze dei cittadini triestini. E il primo di questi sono i parcheggi, non ci sono dubbi, perché 1,5 milioni sono i pernottamenti, però poi abbiamo sia i croceristi, che non sono in questo numero, ma sia soprattutto
i turisti del sabato e della domenica delle feste comandate, che vengono qua, ma se non trovano un parcheggio non tornano la prossima volta, vanno magari in un'altra parte o vanno in Istria, in Dalmazia, dove vuole. Quindi l'amministrazione sa di queste esigenze, i miei colleghi che si occupano di questo, il collega Michele Babudere ed altri che si occupano, ad esempio, del Porto Vecchio, sono coscienti di questo. Però bisogna prendere dei provvedimenti, che sollecita anche la Camera di Commercio, il dottor Paoletti e quant'altro, in tempi medio-brevi. Non possiamo pensare che si aspetti la ristrutturazione del Porto Vecchio, che verrà fra 8-10 anni completata, per dare delle risposte. E poi ci sono tutta una serie di altri problemi, magari dopo ne parliamo, della cabinovia e delle altre cose, visto che è anche un tema attuale. Le leggo 2 mail. La prima: bravo Rossi, finiamola con questa arroganza. Leggo anche oggi asfaltato o cassa di Malox, come se umiliare il nemico fosse più importante di governare o fare opposizione. Questa è la prima mail. La seconda dice: Giorgio Rossi è una persona da stimare, indipendentemente da come la si pensi. Io penso che la maggioranza che oggi governa la città non sappia più come uscire da scelte scellerate fatte solo per accontentare qualcuno. Ci sono consiglieri della maggioranza che non hanno la capacità o la possibilità di dire una parola nelle sedi appropriate. A questo proposito, cosa ne pensa il suo ospite di quei consiglieri che partecipano ai consigli comunali solo ed esclusivamente per scaldare la sedia? Bene, condivido la prima e soprattutto anche la seconda. Io ho avuto modo nelle varie commissioni di portare delle proposte o di dare delle risposte su quello che sta facendo l'assessorato alla cultura, eccetera, no? E sono andato anche nelle circoscrizioni, no? E io ho detto: ragazzi, è inutile che vengo qui nelle circoscrizioni a dire cosa abbiamo fatto o cosa c'è da fare. Mettiamo invece in discussione cosa significa oggi il ruolo istituzionale. Il ruolo istituzionale significa, soprattutto per gli eletti, che sono evidentemente i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali, perché parte degli assessori anche non sono eletti, qualcuno viene scelto direttamente dal sindaco, no? Hanno una responsabilità superiore a tutto il resto e quindi non possono essere sempre allineati a delle esigenze degli ordini di partito, perché i responsabili dei partiti non sono gli Andreotti, non sono i Berlinguer, non sono i Craxi, sono le persone che purtroppo a questi signori non avrebbero neanche portato la borsa. Allora, su questo, ragazzi, se volete fare, qua mi rivolgo ai consiglieri comunali, tutti, di destra e sinistra, un poco di quella che si chiama carriera di rappresentanza istituzionale, non politica, perché ci sarebbe da discutere se la P è minuscola o maiuscola, devono tirare fuori gli attributi, che significa che non è che sono sempre d'accordo, no? Non posso essere d'accordo. In casa non sarai sempre d'accordo con la moglie, non sarai sempre d'accordo con i figli, e vai in consiglio comunale invece ti allinei? Allora, signori miei, no? Vogliamo che una città perda questa occasione? Abbiamo una responsabilità enorme rispetto ai nostri figli, nipotini e quant'altro? Quindi questo ci deve essere una svolta di carattere politico, perché così non andiamo da nessuna parte, ovvero rallentiamo qualsiasi processo, va bene, che sia economico, funzionale nella nostra città, e invece di farlo durare 6 mesi, trovando un accordo, ragionando, mediando, cosa che non si fa mai, no? Andiamo a esasperare gli animi con atteggiamenti su cui molti non sono convinti, no? Tutte le cose che andiamo a discutere, io vorrei in un'urna, va bene, segreta, capire se tutti sono d'accordo su quello che dicono il Consiglio Comunale. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Prego Silvia. È un piacere sentire il dottor Rossi, devo dire. Un piacere sentire anche lei, signora. No, io guardi, adesso ho una botta di autostima mia personale, perché io l'ho conosciuta tanti anni fa, in così un piccolo episodio, lei non si può ricordare. Me lo dica. Però la mia impressione nei suoi confronti è stata così precisa che proprio oggi l'ha riconfermata. Cioè, a me sono bastate 2 o 3 frasette così, e io l'ho inquadrata, e a prescindere dalla sua posizione politica, che non è la mia, ma la mia non è estremista, quindi vado d'accordo volentieri, ma veramente oggi il suo discorso, lei ha fatto una fotografia della situazione politica che è perfetta. Lei potrebbe essere di qualunque partito. E quindi, in base alla sua fotografia, io sono sempre più convinta che il referendum è
ossigeno per noi cittadini, perché non siamo rappresentati, perché veniamo disprezzati. E questo mi dispiace, ma glielo dico, gliel'ho detto in faccia anche al sindaco. Lui ha un atteggiamento verso l'opposizione alle sue decisioni che è veramente arrogante, perché ha detto quelli sono stupidi, cioè, come si permette? Cioè, il sindaco deve essere di tutti e invece lui non è il sindaco di tutti. Io so che lei è un suo amico e magari non sarà neanche cattivo come persona, ne sono convinta, però ha questa mancanza proprio di etica politica e di educazione che a un sindaco è necessaria, no? Ecco, quindi i referendum devono essere pubblicizzati, la gente deve essere invitata ad andare, anche per dire no, se pensa di no, ma se sono stati indetti è proprio perché il Parlamento è sordo a quegli argomenti. Il lavoro, siamo noi cittadini che lavoriamo, quelli là si beccano un sacco di soldi a Roma, non lavorano, cioè il lavoro è un problema grande per i giovani. Ora, ognuno la può pensare come vuole, giustamente, ma i referendum sono necessari. Ecco, io sono veramente indignata che figure istituzionali invitino a non andare a votare. È terribile questa cosa qua. Sempre bisogna votare, sia alle elezioni politiche, amministrative, bisogna esprimere il proprio parere se vogliamo essere democratici. Ecco, io la ringrazio perché lei è una persona veramente democratica. La ringrazio, grazie, buongiorno. Grazie. La ringrazio, sono d'accordo perfettamente con la signora, perché evidentemente lo strumento del referendum, che è molto più utilizzato in altri paesi, ad esempio paesi del nord, significa democrazia. Poi si va a votare, dovrebbero andare tutti a votare. E uno è d'accordo, uno non è d'accordo. Oggi anche quello che ho sentito, adesso, ma non so neanche da chi, te lo confesso, ma è una questione di principio, non si vota per referendum, credo che sia un atteggiamento e un suggerimento assolutamente sbagliato e non democratico. Come ho detto prima, signora, c'è la democrazia che noi oggi viviamo negli ultimi 20-25 anni, su questo tipo di democrazia avrei qualcosa da dire, certamente, poi da dire io che sono venuto da un paese in cui ho avuto 6 anni di dittatura di Tito, ragazzi, che non è uno scherzo, quindi non possiamo fare certamente dei paragoni, ma la democrazia è rappresentanza, la democrazia è sentire tutti, l'opinione di tutti, la democrazia è poi vincere 51 a 49 certo. O 50,99 e così. Questa è la democrazia, poi gli altri anche devono accettare, ma nel preciso momento in cui vinci, no? 51 a 49, devi stare attento che ci sono i 49, non hai vinto 80 a 20, no? Mi capisci? Certo. C'è un discorso di proporzioni. Le leggo 2 mail, ma le rispondiamo magari dopo, intanto prepariamo il terreno. Quello che per me è imperdonabile politicamente ed umanamente è stata la guerra e le colpe che hanno addossato a Rossi sul prato dello Stadio Rocco. Poi possiamo aprire un capitolo. Possiamo chiudere la trasmissione. Esatto. E poi ancora una mail, ma dopo dobbiamo veramente andare in pubblicità. La personalità piuttosto ingombrante di Rossi viene fuori anche con le parole schiette di stamattina. Come rimettere a posto i nani che si credono giganti. Puntate sempre straordinaria, basta farlo parlare e Rossi non delude mai. Grazie. Endorsement verso la basta allora. Pubblicità, dobbiamo avere pubblicità. Allora ci prepariamo a rientro Rossi le lascio la parola su tutto quello che ritiene, dallo stadio al Triskel, ai concerti e all'acquario. Ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia dell'assessore Rossi, a cui ho preparato il terreno dello stadio. Parliamo del tema che preferisco, lo Stadio Rocco. Lo Stadio Rocco, quando sono avvenuti i problemi dello Stadio Rocco, io avevo appena da poco accolto con grande fervore e anche simpatia gli statunitensi presidenti e tutto il suo staff. Siamo andati al caffè degli Specchi, abbiamo bevuto, eccetera, li ho portati in giro per Cavana, conosco tutti perché sono vissuto 7-8 anni in quella zona, mangia il frutto di qua, lo spicchio due dall'altra parte. Ci siamo lasciati con grande entusiasmo e mi ricordo benissimo che l'ultimo incontro che ho fatto nel hotel NH, va bene, dove erano ospitati, che mi hanno chiesto delle cose, io ho risposto e ho detto, ci lasciamo, vi faccio i migliori auguri,
L'unico e ultimo suggerimento che ho dato a loro: attenzione, non cercate sponde politiche in quello che è la vostra attività sportiva. Fine della trasmissione. Questi signori invece le hanno cercate. Quando? Quando dopo aver fatto la frittata del Rocco, che è una frittata in cui tante uova si sono mescolate, tra cui quelle anche del mio assessorato, ma anche quello degli assessorati di altri colleghi o colleghe, va bene, questi signori no, hanno addossato al comune tutte le responsabilità, quando ne avevano una molto grande, no? Che hanno fatto fare gli allenamenti, mentre il campo era lì stazionario che doveva un po' cuocersi e far crescere l'erba. Quindi loro sono corresponsabili, o erano corresponsabili di questa che è stata alla fin fine un grande problema, perché poi sono venuti fuori tutta una serie di situazioni. Loro hanno tradito la mia fiducia, ci hanno pugnato le spalle, a me e al sindaco, va bene? E alla fin fine sono andati a cercare sponde politiche, tanto che il sindaco mi ha detto: ma cosa facciamo? Fammi una cortesia, molla l'osso. Cosa vuoi che non mollo l'osso di fronte a una richiesta del sindaco che mi dice: ma lascia stare l'assessorato allo sport, in cui ci ho molto guadagnato, perché gli sportivi non è che tutti quanti mi hanno dato la loro fiducia, diciamo così che vanno dove tira aria e si respira meglio. Quindi questi signori, no, alla fin fine, perché sapete che il tempo rimedia tutte le cose, non si sono dimostrati all'altezza, no? Perché oggi, se abbiamo 6 punti di penalizzazione, che saremo già salvi, tranquilli, tutti al mare, a Barcola e a Grignano, va bene, siamo ancora con l'incubo di domani, che mi auguro al 99,99% passeremo, perché insomma abbiamo un allenatore che è un grande allenatore, una squadra che indubbiamente che ho visto per televisione, poi qualche volta non ha neanche meritato di perdere. Perché ho visto per televisione? Perché sapete, nella vita bisogna fare delle scelte. Io ho detto: fino a quando c'è questa situazione allo Stadio Rocco io non ci vado. Guardo per televisione, tifo la Triestina, molto più di certi tifosi o che ho sentito che non erano tifosi, sono diventati tifosi dopo. Quindi hai visto le partite su Tele4? Sì, con la nostra su Tele4, ma certamente quella partita su Tele4 con la vostra cronaca. Per cui io allo Stadio Rocco non ci vado, fino a quando questi signori non saranno seduti su quelle sedie che non meritano, perché hanno speso un sacco di soldi, hanno dato punti di penalizzazione, si presume che il prossimo campionato, che mi auguro restiamo in Serie C, va bene, sarà appesantito da altri 6-7 punti, ma dove vogliamo arrivare? Facciano una cortesia, riattraversino l'Atlantico, restino coi loro fondi dove erano prima, perché non abbiamo bisogno di questi. Confesso che noi ci siamo forse veramente lamentati di quando c'era la Triestina precedente, ma in cui c'era Biasin, che mi pare 3 anni che è morto, poverino, no? E cosa, no? E in cui quella volta insomma c'erano delle richieste del comune, ma non di una tale arroganza, no? Oggi questi signori pensano di poter gestire lo stadio, di fare concerti, eccetera, no? Perché pensano, no, che fare concerti laddove, no, per fare un concerto tipo quello di Robbie Williams, no, sia la regione che il comune mettono dei soldi, quindi bisogna mettere dei soldi, che questi signori che organizzano i concerti vanno da loro, che pretendono di gestire lo stadio, che gli diano soldi a loro, ma questi sono fuori con la testa, perché non conoscono né i sistemi né nulla. Quindi questa è la mia posizione, che è assolutamente una posizione personale, no? Poi vedremo, perché devono presentare il progetto finance, eccetera, tutte balle astrali, va bene, che ne abbiamo viste qua di cotte e di crude in questi ultimi anni. Quindi ciao signori, per quanto mi riguarda non ho il minimo dubbio che non meritate questa città. Sentiamo, piuttosto severo. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Claudio. Prego. Volevo fare una domanda al signor Rossi che non c'entra col suo assessorato. Allora, i miei genitori sono da 30 anni che sono mancati e sono nel cimitero di Opicina, in 2 loculi. Allora, dopo 30 anni ho chiesto il rinnovo. Sa quanto mi hanno chiesto per rinnovare e devono fare solo una trascrizione su computer? Quasi 8.000 euro. Le sembra una cosa giusta? Io adesso devo fare un'ipoteca sul mio alloggio per un prestito in banca, ma fate veramente pietà, grazie. Sì, io non ho capito il problema, se vi hanno chiesto cos'è di spostare la salma dei genitori, così mi pare io non ho capito, no, mi sembra, allora, le tariffe del Comune di Trieste
per qualsiasi tipo di servizio sono molto modeste, insomma, no? Mi sembra che qua ci sia qualcosa che non batta. Il signore dovrebbe magari scrivere una mail, mi pare alla dottoressa Savino che si occupa dei cimiteri, perché mi pare impensabile che chiedano 8.000 euro, ma per cosa? Insomma, non si chiedono questi neanche soldi se si vuole un loculo, se si vuole uno spazio personale, quindi qualcosa non quadra, ecco, non ho capito qual è il vero problema. Una mail dice: oggi trasmissione da Pelle d'Oca, dopo queste sacre e sante parole uscite al via la crisi di governo, viva Rossi, siamo tutti con te, destra e sinistra, grazie Alessandro. Alla faccia, anche per il discorso dello Stadio Rocco. No, Senta, mi commenta questa pagina del Piccolo: emissioni acustiche e regolamento, orari del Triskel, scattano i paletti, cosa succede? La Triskel è un evento molto bello che hanno fatto da più di una decina d'anni, che avviene al Ferdinandeo, nella zona del Ferdinandeo. Musiche celtiche, eccetera, bellissime, no? Accompagnate da giochi, da tutta una serie di eventi collaterali, no? Che deve fare i conti, come tutti quelli della Movida, con un regolamento che il Consiglio Comunale, mi sembra, ha fatto e definito l'altro anno. È un regolamento abbastanza, diciamo così, preciso, perché detta delle regole per quello che può avvenire in una settimana di, diciamo così, di musica continua, perché si parla di emissioni sonore, va bene. In questa settimana, tento di sintetizzare, ci sono che cosa? 2 giorni in cui non puoi fare musica con ad alto volume, con altoparlanti, eccetera, no? 3 giorni in cui invece puoi farla, che mi sembra siano venerdì, sabato e domenica, se non sbaglio, in cui la puoi fare fino alle ore 24. E poi 3 più 2, restano 2 giorni, 2 o 3 giorni, adesso non mi ricordo, in cui devi finire alle 22:30 e se vuoi continuare, la giunta comunale, quindi non il consiglio comunale, ti deve dare delle deroghe. Questo è l'inquadramento normativo. Allora, i signori avevano chiesto per il Fernandeo, va bene, di poter fare quello che facevano prima di questo regolamento, in cui tutti i 10 giorni, perché fanno 10 giorni, una settimana e mezza, suonavano fino alle 23:30. Fino alle 24, okay. Eccetera. Va bene. Su questa richiesta è venuta poi a latere una seconda richiesta da parte dei residenti, i quali residenti hanno detto sì, noi va bene, però già subiamo, diciamo così, emissioni sonore che non ci fanno dormire durante alcuni giorni della settimana, siamo contrari a un ampliamento degli orari serali. Io ho riunito i miei uffici e ho detto ma facciamo una proposta di mediazione, perché l'avvocato che ci ha presentato questa richiesta ai cittadini aveva dato così anche degli orari di disponibilità che poi non erano proprio estremamente duri, no? Hanno parlato, hanno cercato di trovare un compromesso, lunedì porto la delibera e sarà la giunta a decidere. Io faccio una proposta, la proposta è di mediazione. Adesso è venuto che vi anticipo gli orari perché è la giunta che dovrà decidere cosa fare, anche se oggi il piccolo già ne parla la vostra collega Tonero, va bene? Per cui vediamo di trovare un compromesso. Certo che il problema sussiste perché abbiamo 2 tendenze, alcuni, l'ho detto da che parte, dicono ma siamo una città turistica, è inutile che i cittadini rompano le scatole. D'altro canto i cittadini diranno noi rompiamo le scatole perché effettivamente magari qualche volta la musica potrebbe essere così un po' più abbassata. Io sono in una posizione in cui devo comunque prendere decisioni che speriamo che siano decisioni assorbite da tutti, no? Cioè uno deve fare un passo in avanti, l'altro deve fare un passo indietro, come in tutte le brave famiglie. Credo che troveremo un compromesso e che alla fin fine poi la giunta comunale darà questa deroga, perché comunque la daremo, no? Compatibilmente con quelli che sono poi diciamo tutti i successivi tra virgolette rischi e anche problemi che potrebbero insorgere. Però su questo è un tema nazionale, ragazzi, no? Su cui fanno convegni, musica sì, musica no, movida sì, movida no. Dopo credo che alla fin fine fare musica al Ferdinandeo, con tutto rispetto per chi abita attorno a lì, non è come fare musica in via Torino, dove veramente c'è un dramma esistenziale per chi abita sopra. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno.
Buongiorno dottor Gulotta e buongiorno dottor Rossi. Prego. Mi sono Gianni, quel che ha parlato diverse volte col dottor Rossi. Sì. Volevo dire una roba dell'asilo di Royan. Siccome Trieste aveva una caratteristica che prima in tutta Italia, cioè che l'asilo sta comunale, non privato, perché a Trieste si sta l'asilo comunale nel 1855, difatti c'è anche via dell'asilo, e ha fatto proprio il comune, aveva fatto perché era vicino a Civitavecchia e era tanta gente, di conseguenza per dargli l'aiuto, perché asili privati era sempre, ma era per i signori. Adesso ascoltando queste parole che lei le ha detto, che sono abbastanza d'accordo, ritornando all'asilo c'è sta la signora Brandi che si è distolto dal suo partito, dalla sua appartenenza, e l'ha detto che l'asilo sarebbe farlo tutto comunale, e mi penso anche che sia così, uno per la tradizione, perché è sempre un onore per Trieste, e due per non creare divisioni fra una parte e un'altra, mentre qui del comune ciapa 1.200, 1.300, non so quanto, qui altri ciaparà 800, 900. Mi so che c'è più soldi da spendere per il comune, però questi soldi, se viene sciolto le 16 persone sotto il comune, gli avrà più soldi da spendere in città e l'economia andrà un pochettino più avanti per queste persone. Okay. E dopo sono contento che lo sentì finalmente, ho anche parlato con lei diverse volte, della Fontana, che adesso è proprio timbrata, la viene fatta, ecco. Sì, è Fontana, sei contento, perché mi parla un po' della storia, perché è una piccola infarinatura, non so altro, però qualche piccolezza si conosce. Allora devo parlare con lei dei musei, di tante robe. Comunque la saluto, le ringrazio e scusate se le mie monade. No, grazie. No, non ho detto monade, tristi, signore. Sul discorso dell'asilo di Roiano, facciamo una piccola parentesi, è stata finalmente inaugurata la piazza e ho visto con un grandissimo risultato, sono molto contento soprattutto per il sindaco perché ha seguito i lavori, ci teneva tantissimo, 25 anni che aspettavamo questa cosa. E poi a chi ha detto che c'è poco verde, io lo smentisco, insomma, cioè, il verde è stata una soluzione straordinariamente bella, positiva, bisogna avere pazienza, un paio d'anni e non di mesi che crescerà tutto e quindi ci sono giochi dei bambini, per i cani, per tutto. Il discorso degli asili nido, delle scuole materne, eccetera, è un discorso che è stato discusso ampiamente 25 anni fa, quando c'era addirittura l'idea di statalizzare, perché queste sono diciamo, strutture che in tutta l'Italia appartengono allo Stato. Mentre qui la tradizione vuole anche che ce ne occupi il Comune, che alla fin fine insomma, ha dato sempre degli ottimi risultati, perché tutti gli assessori che si sono avvicendati, e io conosco abbastanza bene la materia perché sono stato anche assessore all'educazione, va bene, e hanno dato lustro a questa, diciamo, al mantenimento di questa filosofia. Io credo che sul discorso dell'asilo nido di Roiano si aprirà un dibattito e spero che si risolva senza le ennesime atroci discussioni. Però bisogna anche affrontare il tema su quello che è l'aspetto economico. Indubbiamente una gestione, diciamo così, privatistica costa meno, non sono dubbi. Certo che lì qual è, credo, il problema? Quello che ha centrato il nostro spettatore, che se da una parte hai la gestione comunale e da parte hai la gestione privata, non dico che mangiano in maniera diversa, uno peggio, uno meglio, perché mangeranno probabilmente gli stessi pasti, no? Ma certamente il trattamento, eccetera, avrà una configurazione diversa. E quindi uno si lamenterà di una cosa, uno si lamenterà di un'altra. Quindi
credo che alla fin fine il problema sia o tutto privato o tutto quanto pubblico, no? Cioè, un ibrido non è che non mi piace, perché evidentemente è una scelta legata all'aspetto dei costi, non è che non mi piace. Per dare coerenza è meglio l'uno o l'altro. Vedo che poi potrebbero sorgere dei problemi, e quello dice: ma tu come sta tuo figlio? Sì, sta benissimo. No, il mio aveva la maestra che non è venuta. Cioè, sono queste le cose, le piccole cose che poi creano una lamentele anche superiori a quelli che sono effettivamente i reali problemi. Ma il discorso anche del personale poi è da affrontare, no? Cioè lei lo ha vissuto con il discorso museale. Il discorso del personale è un problema molto serio, signori miei, perché è ovvio che sul piatto del bilancio abbiamo i dipendenti pubblici e dall'altro i dipendenti privati. I dipendenti privati si scelgono attraverso gare d'appalto in cui se uno ha una malattia, se una signora resta incinta, eccetera, va bene, questa viene sostituita. Il privato deve sostituire, il privato deve dare esercitare quel servizio con 50 persone, 50 devono essere lì, malati, non malati, eccetera, devono essere sostituiti, e il problema lo sa. Dall'altra parte no, perché evidentemente ci sono tutte queste tutele. Ecco che qui entriamo nel problema del paese, no? La differenza di tutele tra il pubblico e il privato, no? Perché il pubblico ha tutta questa, diciamo così, tutela giusta, perché se vai al nord, vai in Danimarca, sono stati in Danimarca per lavoro, ma stiamo scherzando, hanno tutti i tipi, privati, pubblici, le ragazze incinta possono stare a casa ad accudire i figlioli, eccetera, cioè meccanismi completamente diversi. Qui invece siamo più poveri anche e quindi abbiamo queste piccole lotte intestine. Cioè, quindi credo che il problema lì però sia di carattere squisitamente operativo, al di là del fatto dei costi. Questa è una scelta che è stata compensativa per poter risparmiare qualcosa. Concerti, Assessore, Robbie Williams. Allora, Robbie Williams fa da spartiacque a quelli che sono due periodi che nel 2025 saranno dei periodi straordinari. Trieste estate e poi con grande anticipo, no, le festività, le addobbi di Natale e quant'altro, no? Che non sono troppo distanti una dall'altra, che vanno preparate con grande anticipo. Robbie Williams ha ormai tutto quanto venduto, andiamo a vedere e poi andremo a sistemare il campo. Mentre Trieste estate viene presentata la prossima settimana in pompa magna, perché abbiamo più di 300 eventi. Cosa caratterizza Trieste estate ed implementa quello che abbiamo fatto nell'altro anno? Soprattutto gli interventi delle periferie, con particolare riferimento anche all'altipiano. L'altipiano ha dato un'ottima risposta l'altro anno e andremo a fare anche dei concerti, delle cose nei vari paesi, da Prosecco, Piccina, Basovizza e quant'altro. Oltre a non trascurare i rioni tradizionali, no? Da San Giovanni, San Giacomo, Gretta, Borgo San Sergio e quant'altro, no? Lì ci ha dato una mano l'associazione Hangar, che è un'associazione culturale di Marco Palizioni, che ci ha dato una mano organizzativa straordinaria, e poi noi abbiamo i nostri due tutor, il maestro Centis e il maestro Marazzo, che hanno in qualche modo coordinato, perché coordinare 300 eventi non è cosa da poco. Dove andremo poi a puntare? Puntiamo molto su quello che è la ripetizione di collaborazioni con il Teatro Verdi, che quest'anno farà alcuni eventi al Castello di San Giusto straordinari, tra cui una grande opera. Continua la collaborazione con l'Associazione dell'Operetta, che farà il Festival dell'Operetta col maestro Binetti, anche lì molte cose interessanti, e poi anche con la Società dei Concerti, che seppur in settembre avrà una settimana di grandi eventi all'interno del Teatro Verdi e anche in altri contesti. Tutto il resto è opera di artisti di varie spessore, di varie anche provenienze, che lavoreranno in Piazza Verdi, soprattutto con concerti musicali al Museo Sartorio, con tutta la partecipazione dei teatri triestini, da quello dialettale ai teatri più importanti, e alla fine nel Winkelmann e in altri contesti avremo delle altre manifestazioni.
Poi abbiamo però questa grande manifestazione, che questo la cura però direttamente il sindaco, del concerto dei 5 presidenti. Come no? Beh, questa è una cosa colossale, il sindaco ne parlava da parecchio tempo, aveva già fatto questo straordinario concerto dei 3 presidenti e sono sicuro che, proprio perché lo segue lui direttamente, ci sarà un grande risultato. Ma ci prepariamo anche per quello che è l'aspetto del Natale 2025, no? Uno degli ultimi a cui io parteciperò, ma certamente uno dei primi a cui ad esempio partecipa il Global Service, che voi sapete è sotto la tutela, sotto la delega dell'amico Everest, va bene, la quale in qualche modo è stato l'autore del project finance che ha portato qui una nuova ditta al posto della precedente. Questa nuova ditta nell'offerta che aveva fatto, la ditta si chiama Edison, aveva messo anche una cifra importante per gli addobbi natalizi, che quindi va a implementare le disponibilità finanziarie che noi abbiamo. Per cui abbiamo ritenuto che dopo vari anni in cui la città ha avuto certamente un'ottima risposta in termini di soluzioni, però anche distante a quelli che sono impegni e spese che fanno le altre città, senza arrivare alla Las Vegas, senza arrivare a cose kitsch, no? Ma indubbiamente ampliando ad esempio la luminosità di alcune vie, di alcune strade che sono percorribilissime. Una sulla quale abbiamo puntato sono le rive. Immaginate se andiamo poi a illuminare con addobbi natalizi tutte le rive. Questo certamente comporterà delle spese, ma sono spese, va bene, di grande diciamo, investimento anche turistico, perché come vi ho detto, no, il turismo oggi nei primi 4 mesi ha dato dei segnali veramente interessanti, 17,5% in più. È da avere l'assessore Rossi molto più spesso per tutta la mole di argomenti che tratta. Io spero che Grazie assessore. Io spero che non ci sia qualche cecchino qui no, nelle terrazze, qua dentro no, sennò io sarei già morto da tanto tempo. Che mentre esco mi colpisce. Assolutamente. Grazie a voi, grazie siete Rossi. sempre accoglienti e soprattutto molta ironia, molta disponibilità e soprattutto professionalità. Grazie Leonardo, grazie ai tuoi colleghi. Grazie a lei, grazie a tutti per averci seguiti, una buona giornata, arrivederci.